Buongiorno e ben ritrovati, buon giovedì voi telespettatori di Antena 3. Ci ritroviamo allora come sempre alle 11:30 ormai da settimane per iniziare quest'altra lunga giornata di informazioni sull'emergenza coronavirus e come sempre il primo dato che vi forniamo, lo vedete anche in estrema sintesi nel titolo in onda in questo momento, è quello dei contagi che purtroppo non si fermano, non era nemmeno previsto che fosse così e purtroppo la tendenza è ancora quella di una salita senza fine. 3.484 i casi positivi in Veneto, saliti di 100 unità nelle ultime ore, con 842 casi positivi a Padova, escluso ovviamente il cluster di Vo che continua a registrare uno 0 nel più casi, e poi 686 a Verona, diventato di fatto il secondo cluster del Veneto, quella che pareva la provincia meno esposta, insomma almeno nelle prime settimane. Ne ha parlato ieri anche il governatore Zaia, fra poco sentiremo la sua preoccupazione per quanto riguarda Verona per la sua vicinanza con Brescia. Questo probabilmente potrebbe stare a indicare questo aumento vertiginoso di casi. Poi il cluster di Treviso a 637 casi positivi, più 20 nelle ultime ore. Sono 10.124 i soggetti in isolamento domiciliare, 771 le persone ricoverate dei 3.484 casi positivi, quindi più 80 soggetti, 209 di questi in terapia intensiva. Il dato positivo, l'unico, è quello dei 200 dimessi fino ad ora dal 21 febbraio e poi purtroppo il dato dei decessi che sale a 115. Altri 2 decessi nelle ultime ore si registrano nell'ospedale di Oderzo e nell'ospedale di Vicenza. Questi i crudi dati della situazione, e sono quelli dai quali come al solito partiamo e dai quali partirà anche il governatore Zaia, che vedremo fra poco come di consueto ogni mattina in diretta per il punto stampa. Vi faccio vedere un'immagine che probabilmente avrete già visto, ma è sicuramente inquietante, che è quella delle bare in fila a Bergamo, l'immagine della tragedia, del dramma di Bergamo, con le bare scortate, portate dall'esercito in altre regioni. Eccole qui. Sono immagini che stanno facendo il giro ovviamente d'Italia e raccontano della situazione a Bergamo, portate in altre regioni per la cremazione perché non c'è più posto in Lombardia. Questa è la situazione davvero terribile che sta passando Bergamo. È un po' il volto di una Lombardia davvero in situazione critica, i nostri vicini insomma della Lombardia, la regione più colpita da questa emergenza. Canoni in fila dell'esercito. Questo purtroppo è un flash, è un'immagine che però sta accompagnando un po' tutti in queste ore. Allora ci collegheremo fra poco con Ilaria Marchiori per così un'anticipazione. Insomma, si trova ovviamente davanti nella zona dell'unità di crisi di Marghera, e fra poco ci collegheremo con lei per anticiparci un po' qualche elemento della conferenza stampa del governatore Zaia, che ieri ha mostrato e ha parlato dell'avvio della produzione, delle cosiddette produzioni delle mascherine Made in Veneto. Ha scritto poco fa sulla sua pagina Facebook: si è già messa in moto la macchina della Regione per la distribuzione dei 2 milioni di nuove mascherine prodotte gratuitamente da Grafica Veneta SPA. Allora, così spiega anche su Facebook quali saranno i canali. Le forniture verranno consegnate alle singole amministrazioni comunali a cura della Protezione Civile. I sindaci dovranno favorirne la distribuzione il più capillare possibile. Nelle strutture per anziani e disabili la distribuzione verrà
direttamente a cura di Grafica Veneta, quindi nelle strutture per anziani e disabili sarà Grafica Veneta a distribuirle direttamente, nei comuni la protezione civile porterà ai sindaci, sarà invece Azienda Zero a distribuire alle ULSS le mascherine per la consegna all'esterno delle strutture alle persone che per qualsiasi motivo frequentino gli ospedali. Allora, le mascherine, si parla molto di questa operazione, allora ne ha parlato ieri sera il governatore Zaia, che era ospite del nostro telegiornale di Treviso. Lo sentiamo questo primo estratto sulle mascherine. Questa ha la resistenza di un materiale che è molto morbido, è tipo un feltro, un feltro sottile, e quindi protegge, ha un buon livello di protezione, e poi vedo che c'è già qualche lazzarone che comincia a dire ma non è certificata, ma qua, se non vi piace fate a meno di portarla. Certo. Come si dice, è gratis, nel senso che Franceschi ce ne ha regalati 2 milioni. Sì, però lei oggi ha detto speriamo che arrivi anche un altro regalo, non creda che non l'ho notato. Beh, è persona, diciamo, di cuore, cerchiamo di comprarne anche noi, con la volontà di distribuire, penso alle case di riposo, penso a tutti coloro che magari entrano. Adesso abbiamo fatto una direttiva per le visite in ospedale, un familiare per ricoverato una volta al giorno e con degli orari ben precisi, e chiediamo comunque che bocca e naso siano coperti, ci siano degli elementi di protezione. Cercheremo di distribuire anche queste, si invitano i cittadini a procurarsi delle mascherine se ce le hanno, perché non è che adesso tutti devono affidarsi a questa, oppure arrivare con dei foulard o quant'altro, e insomma i 2 milioni noi li distribuiamo. Un appello ai cittadini: se vi capita di avere il pacchettino da 20, accontentatevi del pacchettino da 10 o da 20, e magari se vi passa sotto mano uno scatolone di non trattenervi uno scatolone, perché è inevitabile. Noi abbiamo più di 2 milioni di famiglie in Veneto, se abbiamo 2 milioni di pacchettini riusciamo ad arrivare forse in tutte le famiglie. La distribuzione è affidata alla protezione civile, al volontariato in generale, cercando di diventare un po' capillari. Non è una distribuzione fatta postalmente dove in ogni cassetta arriva la mascherina. Cerchiamo di fare una cosa molto silenziosa e molto capillare, in maniera tale che tramite il volontariato ad esempio abbiamo delle persone che si sono... Cioè non possiamo dire domani la trovate davanti a quel supermercato o quell'ospedale, ecco, questo... Guardate, questa è una mascherina che deve girare col passaparola, col passamano, non costa niente, non la dovete pagare, cioè quelle che distribuiamo non le dovete pagare. Se poi un giorno arriveranno sugli scaffali dei supermercati o quant'altro, le pagate con, ovviamente, se mai capitasse, sui canali ufficiali, ma che qualcuno in canali non ufficiali vi dice dammi tot per uno scatolo di mascherine o quant'altro, vuol dire che le ha letteralmente rubate dalla distribuzione gratuita. Così allora il governatore Zaia, e adesso sentiremo un altro estratto sempre sulla questione mascherine. Insomma, l'avete sentito anche in merito alle polemiche, no? Sul fatto omologazione o meno. Insomma, lui dice servono ovviamente anche meglio ovviamente di nulla, ed è un elemento in più che va a integrare quelle che sono le disposizioni di sicurezza, insomma le prescrizioni da adottare, e ha parlato anche appunto della distribuzione che in queste ore dovrà avvenire. Oggi sentiremo anche i sindaci su come si stanno attrezzando per la distribuzione. È chiaro che non bisogna creare una ressa, e quindi ai tanti che ci scrivono, insomma, vi spiegheranno anche i comuni come verranno distribuite queste mascherine. Sentiamo ancora Zaia su questo. Le migliaia di persone che mi stanno chiamando che vogliono fare mascherine. C'è un fermento imprenditoriale. Molti vorrebbero riconvertire l'azienda. Sì, c'è un fermento imprenditoriale. Io dico, guarda, dico a tutti, avete mascherine, fatele e ve le compriamo, basta che siano certificate. Però noi non siamo nelle condizioni di seguire tutti i progetti imprenditoriali, non abbiamo il tempo. Cioè, non abbiamo il tempo di seguire ogni aziendina che vuole... L'altro giorno, tra le tante richieste, c'è un'azienda di mobili che vuole riconvertirsi a fare mascherine. Cioè, l'unico impegno che ci ho messo è per un'azienda con la quale abbiamo chiuso un contratto di 10.000 mascherine al giorno, è di Caorle, e sembrava ci fosse la possibilità di caricare in un aereo una macchina per fare 1 milione di mascherine al giorno, chirurgiche, in Cina. E mettere la macchina qui in produzione. A questo punto diventava una sorta di accordo pubblico-privato per autoprodurci le mascherine. Non siamo riusciti a comprarla la macchina, costava, diciamo, relativamente poco, perché con 200.000 euro, da quello che si sapeva, si poteva portare a casa 1 milione di mascherine al giorno. Lei capisce
che tiravamo un sospiro di sollievo per tutti i nostri ospedali, ma non ci siamo riusciti. Avete sentito dunque anche questa iniziative imprenditoriali che stanno spuntando un po' in queste ore e l'appello è quello appunto di realizzarle, devono essere ovviamente certificate. Allora, Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio davanti alla sede dell'unità di crisi di Marghera. Ilaria, ci stiamo avvicinando al consueto punto stampa del governatore Zaia. Si è capito oggi di cosa potrebbe parlare? Potrebbe parlare ad esempio dei tamponi, dell'operazione tamponi? Che si dice? Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i telespettatori. Non sappiamo ancora quale sarà l'argomento del punto stampa odierno del governatore Zaia qui all'unità di crisi a Marghera, nella sede della Protezione Civile, però di sicuro si tornerà ad affrontare la questione delle mascherine, poi quella dei tamponi e ci saranno anche dei chiarimenti o degli altri dati per quanto riguarda i contagi, i ricoveri e quant'altro. Devo dire una cosa, stanno arrivando tantissime telefonate, tantissimi messaggi sia tramite i nostri numeri di cellulare che tramite mail di persone che vogliono dei chiarimenti per poter avere queste mascherine, quindi può darsi che chiederemo anche al governatore di essere un po' più preciso. Ad esempio mentre stavamo qui ad aspettare di collegarci insieme a voi sono arrivate alcune persone proprio a chiedere se qui nella sede della Protezione Civile venivano distribuite queste mascherine. Al momento gli è stato risposto di no, ma potrebbe anche essere che da domani sia possibile. Naturalmente è d'obbligo il condizionale proprio perché questa è solamente una supposizione, ancora non è sicuro, non è certo che sarà così. Quindi probabilmente chiederemo anche ulteriori chiarimenti in tal senso al governatore per quanto riguarda la distribuzione di queste mascherine, perché sono davvero tantissimi i cittadini che vogliono andarne a ritirare uno di questi pacchettini. Come abbiamo detto anche ieri, nel nostro telegiornale è arrivata poi una comunicazione da parte dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, che stava insieme all'assessore invece regionale alla Sanità Emanuela Lanzarin, proprio perché per dire che è iniziata questa distribuzione nei vari luoghi e anche nelle amministrazioni comunali. Dunque poi si cercherà di capire, probabilmente aspetterà i sindaci proprio comunicare alla cittadinanza dove poter ritirare queste mascherine. È da molto importante che lo sappiano perché la richiesta è davvero elevata, posto che continuiamo a ribadire il concetto che è fondamentale e importantissimo non muoversi di casa, non farlo soprattutto in queste giornate, in queste settimane, perché sono giorni critici. Si sta proprio pensando di evitare qualsiasi uscita all'aperto, anche quelle sportive, come invece era stato detto si poteva fare nei giorni scorsi. Invece il governatore è stato chiaro anche su questo e si sta pensando proprio anche alla chiusura domenicale di qualsiasi punto, proprio per il fatto che in questo modo si evitano il più possibile le uscite di qualsiasi genere. È importantissimo non uscire, rimanere a casa e farlo solo ed esclusivamente per necessità, quindi per andare ad acquistare il cibo o eventualmente recarsi in farmacia per eventuali farmaci che sono necessari. Anche qui ribadiamo un'altra cosa, perché lo stesso presidente Zaia ieri ha detto che gli è stato raccontato di persone che andavano in farmacia per comprare evidentemente dei prodotti che non erano necessari, e così ci ha raccontato anche un farmacista in uno dei nostri servizi dicendoci che c'era qualcuno che andava solo per comprare ad esempio una crema per il corpo che evidentemente non era necessaria e che magari si recava più e più volte in farmacia nel corso della stessa giornata proprio per evidentemente uscire di casa. Ecco, non facciamolo, continuiamo a rimanere tra le mura domestiche, chiusi dentro, perché è fondamentale evitare il più possibile la diffusione del contagio. Peraltro sulla stretta ad esempio di alcune passeggiate eccetera, alcuni sindaci si stanno muovendo autonomamente, poi vedremo il servizio su Conegliano che abbiamo fatto vedere anche ieri. Un altro argomento di discussione immagino sarà di domande sarà l'operazione dei tamponi a tappeto o i tamponi on the road, è un'altra richiesta che sta facendo la gente.
Sì, esattamente. La questione dei tamponi è un'altra delle richieste che continuano ad arrivare, perché insomma tantissimi vogliono poter usufruire di questa possibilità e opportunità, quindi bisognerà capire anche come si stanno muovendo in tal senso, proprio per verificare insomma lo stato e la questione, anche perché abbiamo detto più persone positive vengono trovate, più si partirà con isolamenti non solo di queste persone ma anche dei contatti che hanno avuto, delle persone con cui hanno a che fare. Dunque anche questo è uno dei punti da chiarire, cioè proprio nello specifico, perché dopo aver sentito queste dichiarazioni insomma da parte della Regione, del governatore, naturalmente le domande sono tantissime, perché poi sappiamo che i cittadini che sono a casa hanno anche insomma timore, ecco perché le loro domande su come poter avere le mascherine e come poter eventualmente effettuare questi tamponi, posto che è inutile, però continuiamo a ripeterlo, meno ci si muove più la possibilità di non essere contagiati e di non eventualmente diffondere il virus, se lo si ha, insomma è elevata, per cui cioè si abbassa, scusate, per cui è importantissimo anche questo. E poi un'altra questione sarà quella ancora delle aziende, perché ricordiamo che lunedì sono iniziati i controlli da parte dello Spisal in tutte le aziende, certo, per verificare se i dipendenti sono stati dotati di tutti i presidi necessari di sicurezza e tutto quello che è necessario. Al momento insomma, i dati che abbiamo avuto in questi giorni stanno dimostrando che le aziende si stanno comportando insomma bene, sono abbastanza in regola, ecco, per cui anche questo è molto importante sottolineare, perché stanno dimostrando di essere responsabili e di avere a cuore la salute dei propri dipendenti e di chi sta intorno. Per quanto riguarda invece una notizia di servizio, visto che stiamo parlando anche della questione del trasporto pubblico in questi giorni, ci sono state alcune proteste, insomma alcune lettere che sono arrivate, alcune interrogazioni anche da parte dei consiglieri di opposizione nel Comune di Venezia, e alcuni video che sono arrivati invece di mezzi pieni o comunque di persone che protestano perché non ce ne sono troppi, soprattutto magari gli operatori sanitari. Abbiamo visto che si devono spostare da Pellestrina al Lido e viceversa. È arrivata una comunicazione da parte del direttore generale di AVM, l'ingegner Giovanni Seno, che ha inteso rispondere alle polemiche che si stanno creando in questi giorni, e vorrei insomma farlo presente anche perché è giusto avere entrambe le voci. Ha detto: è precisa responsabilità dei vertici di qualunque azienda pubblica e privata a preservare il patrimonio aziendale e dunque anche i posti di lavoro da situazioni che possono portare alla chiusura dell'azienda stessa, e ciò sulle basi delle risorse economico-finanziarie a disposizione. Ognuno deve fare il proprio dovere, ha detto Seno. Criticare oggi le aziende di trasporto pubblico perché sono costrette a diminuire i servizi è inutile e scorretto, soprattutto in un contesto dove a modificarsi dovrebbero essere le abitudini delle persone. Dunque anche lui vuole sottolineare che chi si deve spostare lo deve fare solo ed esclusivamente per necessità. Il governo deve assolvere il suo compito nel fornire alle aziende di trasporto in Italia e a Venezia, specifica Seno, gli aiuti economici e finanziari necessari ed immediati per evitare la riduzione dei servizi e dunque la perdita dei posti di lavoro. Quindi un altro messaggio che arriva al governo, in questo caso da parte dell'azienda di trasporto pubblico veneziana. Benissimo, grazie. Ti chiedo solo un'ultima cosa, Ilaria. Nel tuo tragitto di Marghera, sì, com'era la situazione delle strade? Devo dire che la situazione è più o meno quella che si vede in tutti questi giorni. I mezzi che passano non sono molti, così come neanche le auto. Io direi che sommariamente la maggior parte delle persone sta rispettando il divieto. Non sono ancora abbastanza, perché si vedono ancora delle persone che passeggiano, palesemente non stanno diciamo rispettando o non sono uscite per necessità. Però se continuiamo così, se tutti proprio evitano di uscire e restano a casa, a meno che appunto lo ribadiamo non si tratti per necessità,
la strada che si percorre è quella giusta, perché questo è uno degli aspetti fondamentali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Benissimo, grazie allora Ilaria Marchiori. Allora ci ricollegheremo quando ci sarà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Grazie a te, grazie a Sandro Ponchio per il vostro lavoro, grazie anche a Anna Maria Parisi che poi risentiremo più tardi. Allora vi faccio vedere questa cosa, un raggio di luce insomma nella situazione emergenziale dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. Questo è il ringraziamento di una mamma che ha partorito il suo piccolo. Vorrei esprimere il mio più grande ringraziamento a medici, ostetrichi e a tutto il personale che si è preso cura di me e della mia nuova famiglia nei momenti più belli e potenti della nostra vita, la nascita di Davide. In questo periodo di tensione e preoccupazione generale non sono mancate dolcezza e professionalità che ci hanno permesso di vivere un'esperienza magnifica e indimenticabile. Grazie, questo ringraziamento è pervenuto all'equipe di ostetricia ginecologia dell'ospedale Ca' Foncello da una mamma che nei giorni scorsi ha scelto il nosocomio trevigiano per partorire. Quindi queste sono le immagini molto dolci e di speranza, se pensiamo appunto che l'ospedale di Treviso è messo molto sotto pressione in questo periodo, essendo uno dei cluster più forti, più potenti diciamo, dell'emergenza coronavirus. Allora, torniamo da Zaia, ecco un'altra cosa che volevo mostrarvi, sempre un altro volto della situazione che riguarda invece i controlli. Peraltro controlli, c'è un dato di nuovi controlli, eccolo qua, 903 controlli nel Bellunese, ieri 26 le denunce scattate nell'ambito dei controlli da parte delle forze di polizia, lo rende noto la prefettura, controllati 2111 esercizi commerciali, un titolare è stato denunciato ed è stata decisa la sospensione per un esercizio. I controlli continuano, i controlli ci sono, purtroppo c'è ancora chi non fa rispettare le regole, nemmeno da parte dei titolari degli esercizi commerciali. A proposito di controlli, invece una notizia dei Carabinieri di Treviso, una nota che dice in un periodo appunto in cui siamo come dire, impegnati tra una ramanzina e una denuncia per inosservanza dei divieti, c'è anche un intervento collaterale particolare. Ieri intorno alle 13, mentre vigilava il centro città, una pattuglia è stata fermata da un'anziana donna che doveva far mangiare il marito affetto da grave malattia, ma non riusciva, non avendo la forza necessaria a farlo alzare dal letto. I due militari si sono subito prodigati per aiutare l'anziana e dopo essere saliti nell'abitazione hanno soddisfatto con piacere le richieste della donna e si sono soffermati anche a fare compagnia ai due anziani, ovviamente sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, ma ci sono ovviamente anche questi lati della situazione. Fra poco andiamo da Lorenzo Maier, allora magari se possiamo collegarci con Lorenzo Maier fra pochissimo, prima però sempre Zaia ieri sera al telegiornale di Treviso, ovviamente la grande arma per combattere il coronavirus, ovviamente oltre alla questione tamponi, è quello dei respiratori. Ha parlato anche di questo il governatore, sentiamo. Io poi uscirò da qui, telefonerò e parlerò con la Cina perché sembra che ci sia ancora possibilità di avere respiratori meccanici. Quello che stiamo comprando respiratori che ci basterebbero per 3 vite, perché a noi non servono tutti questi respiratori, ma in questa emergenza io non posso rischiare che ci sia qualcuno che si sente dire non abbiamo il tubo. Ecco, vorrei dire una roba. Ci sono in questo momento, cioè il problema è questo, perché 825 postazioni. Con relativa dotazione. Scusi, ma la dotazione sta arrivando, l'ultima sono un centinaio di respiratori, entro il 20 ci sono. Però vorrei anche dire una cosa, ricordiamoci che poi abbiamo centinaia di postazioni di semi-intensiva, cioè abbiamo i CPAP, i caschi, cioè vi ricordo che non vanno tutti in intensiva adesso abbiamo 197 pazienti, poi abbiamo 596 pazienti distribuiti tra la semi-intensiva e le malattie infettive. C'è un po' di polemica perché dicono ma Zaia ha fatto requisire i respiratori anche ai veterinari. I veterinari hanno respiratori meccanici per uso umano, cioè sono umani utilizzati per gli animali. Noi abbiamo fatto censire il Veneto, ce ne sono 50
in caso di emergenza estrema sappiamo che abbiamo altri respiratori, cioè non è che sono sporchi, perché il tubo è il tubo che ci interessa, la macchina è un'altra roba, è il tubo che non vorrei che qualcuno cominciasse a pensare che il respiratore che è in bocca al cavallo piuttosto che al cane, cioè tutta la parte, diciamo, la macchina è una roba, ma tutto il device, cioè la parte di connessione al paziente è sterile ed è usa e getta, si usa e si getta. Esatto. Siccome sono macchine per uso umano utilizzate in veterinaria, abbiamo in via prudenziale, insomma, 50 sono brutto da dire, se c'è una guerra tutti fanno il conto delle armi che ci sono in giro, no? È un altro settore importante, quello dei respiratori meccanici, è fondamentale ovviamente per garantire la cura evidentemente alle situazioni più gravi in attesa di un picco che, come sapete, è stimato intorno al 15 di aprile e anche per questo, come sapete, insomma, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo e lo stesso Premier sono addirittura d'arrivo, insomma, decideranno, non è ancora ufficiale, ma decideranno al 99,9% per un prolungamento della chiusura delle scuole oltre il 3 aprile e anche di le altre misure restrittive. Il virologo, il professor Giorgio Palù, insomma, ha detto in queste ore saranno decisivi i prossimi weekend, insomma il prossimo weekend, per capire la curva dei contagi. Se continuerà così bisognerà disporre chiusure totali ancora più forti, evidentemente. Il settore scuola poi lo approfondiremo, magari sentiremo più tardi l'assessore Donazzan, assessore all'istruzione regionale. Chiaramente tutte le decisioni vengono prese dal governo, ma la tendenza è quella, insomma, la chiusura oltre il 3 aprile. Da Venezia il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti voi. Allora, la situazione in città, nel capoluogo lagunare, com'è? La situazione nel capoluogo lagunare è comunque una situazione purtroppo ancora di massima allerta. Come dicevate prima da studi, come diceva Ilaria giustamente, in molti sembrano aver ormai digerito il fatto che ci si muova poco, però purtroppo ci sono anche delle brutte, delle negative eccezioni, e su questo dobbiamo registrare lo sfogo del consigliere di municipalità di Lido Prenestina, Alberto Cavagnis, che ieri ha addirittura ripreso un picnic di alcune persone fronte Laguna, una decina di persone. Poi sono stati notati molti assembramenti anche nei parco giochi, per cui questo è un fattore un po' negativo. È stato chiesto da Cavagnis e da tutta la municipalità di Lido Prenestina di inaprire e di aumentare i controlli delle forze dell'ordine, perché in questo momento si vuole proprio serrare le fila e si spera che tutti digeriscano in maniera definitiva e che non ci si può muovere salvo le occasioni di stretta necessità. Dobbiamo anche registrare il primo rinvio, purtroppo, da parte dei gestori degli stabilimenti balneari, come era assolutamente prevedibile, come già si sapeva, però è arrivata l'ufficialità che Venezia Spiagge, la società comunale che gestisce, una società pubblica privata a maggioranza comunale che gestisce tre stabilimenti, ha prorogato i termini ultimi per le prenotazioni delle capanne e quasi certamente comunque non si partirà con gli ombrelloni dal 1° maggio, che era quello l'obiettivo di aprire subito dopo Pasqua, per cui c'è uno slittamento in avanti. Ora si tratterà di capire se si riuscirà o meno a aprire la stagione balneare, che nel suo clou arriva dal 29 di maggio. Ecco, i tempi sembrano essere stretti, però appunto dobbiamo registrare anche questo rinvio, così come ci sono circa 2.500 addetti al turismo solo qui a Lido Prenestina che sono a casa, le cui aziende, gli alberghi, gli ristoranti hanno avviato le pratiche per la cassa integrazione. A questi 2.500 persone si aggiungono i circa 2.000 addetti delle veterinari di Murano, di cui avevamo parlato la settimana scorsa, quindi sono già 5.000, lo dico per far capire anche un po' i numeri, solo nelle isole, figurarsi poi a Venezia dove il turismo è il clou. Siamo in attesa questa sera, anche il patriarcato
di Venezia ha aderito all'appello di Papa Francesco alla preghiera serale, e lo farà anche il Patriarca, che ci ha mandato anche un video, che questa sera alle 21 sarà a presiedere, ovviamente da solo a porte chiuse, la preghiera, recependo un po' quello che è l'invito di Papa Francesco nella festa di San Giuseppe, e approfittiamo anche per fargli gli auguri a tutti i papà che ci stanno ascoltando in questo momento difficile, e quindi anche a te. Grazie a Lorenzo. Peraltro leggo appunto che Venezia risponde al Papa illuminando la salute. Come segno di comunione, il seminario patriarcale di Venezia illuminerà internamente a giorno la cupola della Basilica della Madonna della Salute e appunto pregherà il Santo Rosario dinanzi alla venerata icona della Vergine, tanto cara ai veneziani. L'iniziativa appunto nei giorni del coronavirus è un segno di partecipazione voluto dal Patriarca Moraglia, che ha esortato tutti i fedeli della diocesi a unirsi alla preghiera questa sera alle 21, come hai ricordato tu. Grazie allora Lorenzo Maier. E anche il comune di Venezia ha preso questa idea di illuminare i suoi palazzi, le sue sedi in questo momento, insomma, per dare un segno di luminosità, di vicinanza, di collegamento anche, direi, tra le persone che non si possono vedere ma che idealmente sono uniti da questa scia di luce che ci spera arriverà per farci vedere la luce in fondo al tunnel. Ecco. Certo, grazie allora Lorenzo Maier, ci riaggiorniamo più tardi. Lo spaccato insomma del stabilimenti balneari era prevedibile ed era chiaro, ma arrivano i primi slittamenti della stagione. D'altronde se è vero come è vero l'ipotesi del governo, è ancora un'ipotesi, deve ancora diventare un decreto, ma potrebbe ripartire eventualmente il 6 di maggio l'anno scolastico, se verrà prolungato come pare. È chiaro che tutto slitta ulteriormente, vorrà dire chiudere l'anno scolastico oltre giugno, quasi luglio, insomma. La situazione è questa, una situazione che vi ricordo è legata alle tante armi a disposizione, alle poche armi a disposizione che ha la Regione, che ha il Governo. Ovviamente una sono le restrizioni che molto probabilmente verranno ulteriormente inasprite, come peraltro ha chiesto il governatore Zaia in questi giorni. Intanto ci sono i sindaci che si muovono in qualche modo autonomamente laddove possono farlo, ad esempio il sindaco di Conegliano. Vediamo il servizio sulle restrizioni a Conegliano. Sostanzialmente, adesso lo vedremo fra pochissimo, la decisione appunto di vietare le passeggiate in collina e con un vero e proprio allontanamento fino a un certo punto. Sentite. Ritengo assolutamente inaccettabile quello che è successo nell'ultimo fine settimana a Conegliano e soprattutto nelle zone collinari, all'interno delle quali abbiamo visto gente che aveva scambiato questa emergenza sanitaria per la settimana dello sport. È ufficiale, da oggi a Conegliano e fino al 25 marzo non sarà più possibile effettuare passeggiate e spostamenti non connessi a comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità di carattere primario. Abbiamo dovuto ricorrere a questa ordinanza semplicemente perché manca il buonsenso. Il buonsenso chiedeva di rimanere a casa se non c'erano necessità precise. È indignato Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano. Troppe le persone che in questi giorni hanno per noia trasgredito quanto previsto dal decreto del governo, unico rimedio per cercare di contenere al meglio la diffusione del coronavirus sul territorio. Abbiamo tantissima gente che si sta sacrificando, tanti anziani a cui abbiamo chiesto di rimanere a casa, a cui portiamo il pasti a casa, e a fronte di questo ci troviamo una minima parte della nostra popolazione che vediamo ancora sta scherzando con questa situazione di emergenza sanitaria. Per cui abbiamo deciso di emettere un'ordinanza che vieta il passeggio sulle colline. Faremo alzare anche dei droni che individueranno nelle aree collinari se ci sono delle persone. La nuova ordinanza vieta quindi di passeggiare nei parchi aperti, nelle piazze cittadine, negli argini del fiume Monticano e nei percorsi ciclopedonali. Il divieto riguarda anche numerose vie cittadine. Per cui in tutte le vie principali della città che si snodano verso i nostri colli sarà impossibile passeggiare. Non si vuole penalizzare chi vorrà uscire da casa per necessità di salute, si potrà fare lo stesso. Chi esce non si dovrà però allontanare di 1 chilometro dalla propria residenza.
sarà possibile spostarsi da casa solamente per motivi sanitari o motivi di lavoro, o al limite fino a 1 chilometro di distanza da casa per portare a passeggiare il cane o per motivi inderogabili. Per cui è finito veramente ogni tipo di possibilità di uscire dalle deroghe che erano state fatte. Così Conegliano dunque, ma poi sentiremo anche più tardi il sindaco di Salgareda che ha chiuso le piste ciclabili. Ci collegheremo via Skype più tardi dopo il collegamento con il governatore Luca Zaia. Torniamo allora alle armi per combattere il contagio. Una delle armi, e in questi giorni, se non oggi, probabilmente verrà spiegata anche nei dettagli l'operazione dei tamponi, è appunto quella dei tamponi, farne il più possibile, chiaramente è impossibile farli a tutti, e poi in questo frammento Zaia spiega anche la differenza con i test veloci. Si sta parlando a lungo anche sui social dei test veloci, ma perché non fare i test veloci? C'è una differenza sostanziale, la spiega Zaia, sentiamo. Per i tamponi voglio dire che noi non li facciamo a tutti, perché a me spiace che passi questa idea che si fanno tamponi a tappeto, quello che era il tamponi titolo. Si fa una buona campagna di tamponi, li si fanno anche con l'Università di Padova, col professor Crisanti, e quelli saranno più casuali, non so, le commesse di un supermercato piuttosto in qualche piazza con i camper, perché servono per lo studio epidemiologico e per capire come si sta muovendo il virus. E poi il personale degli ospedali, perché è il vero patrimonio che abbiamo, delle case di riposo, tutto quello che riguarda ovviamente i pazienti sintomatici che abbiamo bisogno di rilevare, che eventualmente testeremo anche con il test rapido, ma che però lo si può fare nel sintomatico che ha già sviluppato una risposta anticorpale. Cioè il famoso asintomatico, colui che non ha sintomi e è positivo, nella stragrande maggioranza dei casi non lo becchi col test rapido, perché il test rapido ti dice... Che è quello con la gocciolina di sangue nel dito? Giusto? Il test rapido, sì, quello lì ti dice solo se c'è la risposta degli anticorpi, quindi deve essere un positivo, definiamolo positivo o positivo. Avanzato. E quindi arriveranno magari anche se fosse un test rapido, allora sì, lo daremo a tutti i cittadini. Cioè, quel test costa 8 euro, chi è che non andrebbe a comprarsi un test per 8 euro per farsi il test e capire se ha sviluppato o no la malattia? Poi ci sono gli ospedali Covid, gli ospedali che si stanno attrezzando appunto per diventare nella emergenza assoluta ospedali esclusivamente dedicati alla cura dei malati gravi del coronavirus. Nel frattempo cominciano appunto le attività, sono già cominciate in alcuni casi, ad esempio a Jesolo. Vediamo la situazione a Villa Salus. I primi 4 pazienti Covid-19 trasferiti dall'ospedale dell'Angelo sono arrivati a Villa Salus. La struttura di via Terraglio a Mestre è, assieme ai nosocomi di Dolo e di Jesolo, una delle 3 strutture dedicate alla cura del coronavirus nella città metropolitana di Venezia, secondo le disposizioni della Regione Veneto. I 4 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di medicina al 3° piano, attrezzato a reparto malattie infettive grazie al lavoro senza sosta degli ultimi giorni. Altrettanto rapida è stata la comparsa all'esterno del nosocomio di 2 tende da campo, montate dalla Protezione Civile nella notte tra il 16 e il 17. Saranno utilizzate per il monitoraggio degli accessi all'ospedale dei pazienti non Covid che potrebbero necessitare di prestazioni a carattere d'urgenza. I pazienti col coronavirus invece accedono all'ospedale attraverso un percorso dedicato, dove sono garantite misure di sicurezza anticontagio. All'ingresso del reparto è stata allestita un'apposita area filtro. Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Per contattare la famiglia, l'ospedale ha messo a disposizione una telefonata quotidiana da effettuare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 15 e previe indicazioni ai referenti del reparto del solo congiunto di riferimento da chiamare. C'è un'altra notizia che riguarda, di queste ore, che riguarda i social, perché Twitter ha deciso di eliminare tutti i post pericolosi via le fake news, falsi rimedi, teorie ascientifiche e complottiste. Nella lotta al coronavirus Twitter mette al bando tutti i post contrari alle linee guida offerte dalle fonti autorevoli in tema di salute pubblica. In un post il social elenca
una lista di contenuti che saranno eliminati dalla piattaforma con priorità a quelli potenzialmente più dannosi, per cui si sta istituendo un sistema globale di valutazione della gravità. A essere cancellati da Twitter saranno i post che vanno contro le raccomandazioni delle autorità sanitarie per evitare il contagio e in questo modo incentivano i comportamenti rischiosi, sostenendo ad esempio che la distanza di sicurezza è inutile. Via anche i tweet che descrivono misure protettive e trattamenti inefficaci, siano essi innocui come consigliare aromaterapia per allontanare il Covid-19 oppure pericolosi come suggerire addirittura, si è letto anche questo, pensate, di bere candeggina. Incredibile. I tweet che negano fatti scientifici accertati sulla trasmissione del virus o che propongono teorie complottiste, ne stanno girando moltissime in questi giorni, come accade sempre in questi casi, come sostenere che il Covid-19 sia un'invenzione per far crollare le borse, per far guadagnare chi vende disinfettanti, sono tra gli altri esempi di tweet bannati insieme a quelli che seminano il panico. Ad esempio, le autorità hanno detto che i supermercati non saranno riforniti per 2 mesi, questo è procurato allarme, è un reato. Insomma, eliminati anche e bannati i tweet che propongono metodi non scientifici di autodiagnosi e che attribuiscono a diversi gruppi etnici una maggiore o una minore resistenza al contagio. Purtroppo la rete è anche questo e Twitter ha deciso di fare da filtro ovviamente sulla vicenda dei messaggi che circolano e purtroppo spesso incentivano quelle azioni che non devono essere messe in atto e che costringono ad esempio i sindaci, l'abbiamo visto prima, ad intervenire. Ci raccontava prima di un picnic a Venezia, incredibile, di Lorenzo Maier, il racconto di Lorenzo Maier. Allora, tornando adesso alla questione del decreto Cura Italia, si sta dibattendo, si dividono le categorie. Confindustria Radio e TV ha dato un comunicato abbastanza forte sul decreto Cura Italia, appunto riguardo proprio alle TV locali. Allora vediamo il servizio e poi vediamo anche il commento che ha fatto ieri sera Luca Zaia. Prima però il servizio. Diciamo che voi fate servizio pubblico e non siete pagati per farlo. Esatto. E questo è scandaloso, perché io posso riconoscere che se non ci fossero stati i media, soprattutto le TV locali in questa fase, comunicare con i cittadini sarebbe stato difficile. Lo dite voi nel servizio, no, avete tanti ascolti, ma quante ore di diretta avete fatto? Glielo chiedo, quante ore? Cioè, penso che siano un'infinità. Ormai siete diventati dei familiari nelle famiglie, siete delle persone di casa, di famiglia, ormai vi conoscono tutti. Noi come ente pubblico, ve lo dico senza ombra di dubbio, approfittiamo di questo canale, del vostro canale come TV privata, come network di TV private, per comunicare informazioni di protezione civile, di sanità, perché poi non siamo venuti a fare dibattiti per parlare di politica, siamo venuti a parlare di misure, di attività, di appelli ai cittadini, quell'appello di state a casa, che ha svuotato le strade la sera stessa. Se non lo si faceva tramite voi, come facevamo a farlo? Col postino. Con tutto il rispetto del postino non avremmo avuto lo stesso impatto. Per cui io penso che questa sia una battaglia legittima. Mi rifiuto di pensare anche che debba diventare una battaglia. A me sembra una roba ovvia che le TV private debbano essere aiutate, soprattutto, come dite voi, in questa fase quando c'è anche il calo della pubblicità. Voi vivete di pubblicità, lo insegnava Berlusconi, no? La mia TV vive solo di pubblicità, non vi chiede il canone. Ecco, allora, c'è chi ha il canone e chi non ce l'ha ed è giusto che sia aiutato. Questo era il commento di Zaia, vediamo il servizio allora sul TV locali. Oltre agli interventi indispensabili al fine di garantire innanzitutto la salute dei cittadini, il governo non si è occupato del sistema radio-televisivo locale, che a costo di grandi sacrifici sta svolgendo un ruolo informativo di prossimità irrinunciabile sui propri territori. Un'attività professionale esercitata in una condizione di tante incertezze, perché di ora in ora gli inserzionisti, fonte di finanziamento essenziale dell'emittenza locale, disdicono i loro contratti pubblicitari, poiché gli esercizi commerciali e gran parte delle piccole aziende sono chiuse. E se queste imprese utilizzano la cassa integrazione in deroga per non gravare sui bilanci, le emittenti locali non possono fare altrettanto, perché in questo momento buio devono restare al servizio dei cittadini ed adempiere al loro obbligo e dovere civico di informare. È evidente che se le emittenti radio TV locali vogliono assicurare costante servizio e presenza sul territorio, non possono fare ricorso a sospensioni neppure parziali dell'attività.
né agli ammortizzatori sociali. Mai come ora il loro lavoro è servizio di pubblico interesse, è vicinanza alla gente, è comunicare con un'informazione tempestiva e verificata. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è infatti riconosciuta dagli stessi cittadini. Prova ne è la sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi locali. La tenuta di questo importante servizio locale non può che essere quindi di interesse generale. Senza più introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno si condanna l'informazione radio-televisiva locale all'estinzione. Le emittenti locali costituiscono un servizio essenziale per i territori che non può essere soffocato. Al governo si chiede un immediato ripensamento per mantenere aperta la voce di chi, per assicurare informazione di prossimità, non può chiudere né ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tenere aperta la linea e la voce di chi è in questo momento in trincea e in prima linea nell'informazione di emergenza è un dovere che non può non essere sostenuto anche per l'utilità pubblica e sociale che assicura. Giudicate voi la questione sollevata giustamente da Confindustria del settore delle TV locali. Chiederemo ovviamente anche conto di questo e magari collegandoci più tardi con qualche esponente del governo. Il governo ha detto comunque ci sarà il decreto aprile, vedremo appunto quali saranno le misure per l'informazione locale. Fondamentale, l'avete capito, perché dal 21 di febbraio e praticamente manca 2 giorni a un mese esatto, stiamo ogni giorno in diretta per darvi conto di quello che accade. Volevo soltanto vedere se c'era una novità da questo. Lorenzo Maier ci ha girato la foto del cosiddetto picnic. Eccola, un attimo solo, il picnic in Riviera San Nicolò alle ore 18:27 di ieri. Questo è lo scatto, insomma, che non fa bene a nessuno, perché questa situazione, insomma, non si deve creare in questi giorni, davvero in questi giorni. Io a tutti quelli che hanno intenzione di muoversi oggi farei rivedere, se possiamo, quelle immagini di Bergamo. Bergamo è una situazione limite evidentemente, ma è uno scenario che esiste, è concreto. Facciamo rivedere le bare di Bergamo, ecco, scortate dall'esercito, bare che vengono portate fuori regione per essere cremate perché non c'è più posto. Sembra un film, purtroppo non lo è. E questa è un'immagine che deve essere impressa un po' in tutti voi. Questo accade a Bergamo. Allora, 3.484 abbiamo detto i contagiati in Veneto con l'aumento di più 100 casi nelle ultime ore, 10.124 in isolamento fiduciario. Sentite questa segnalazione arrivata da una utente delle poste, una signora di 82 anni, la sentirete. Intanto chi lavora dietro agli sportelli denuncia una situazione di sovraffollamento. Sentite. Ma io non sono mai uscita di casa da quando c'è l'ordine di non uscire, io non sono mai uscita. Perché devo andare alla posta a prendermi la raccomandata? Che tra l'altro mi serve questa cosa per vedere se adesso sono guarita quell'occhio o meno, capito? 82 anni, la signora Maria, così la chiameremo, riceve un referto a mezzo raccomandata da parte dell'ospedale, ma il postino, non potendo avvicinarsi agli utenti, è costretto a lasciare l'avviso di ritiro presso gli uffici postali. E hanno detto no signora, lei trova qui la raccomandata, tanto noi abbiamo il vetro. Ho capito io che avete il vetro voi, ma io che sono fuori e c'è altra gente che passa, che tra l'altro è un ufficio piccolissimo, piccolo. Voi siete riparati, ma io no. Contattiamo le poste italiane che in questi giorni di emergenza, anche in ottemperanza degli ultimi provvedimenti governativi, spiegano di aver messo a disposizione degli utenti, per limitare al massimo gli accessi, tutti i servizi online e la possibilità di ricevere raccomandate normali direttamente in cassetta,
sarà lo stesso portalettere a firmare. Questo però, ed è il caso della signora Maria, non è possibile per le spedizioni che richiedono identificazione certa del destinatario, come invio patenti o passaporti, atti giudiziari, referti e raccomandate in contrassegno. Purtroppo per la signora Maria sarà necessario recarsi presso gli uffici postali. Ma intanto dall'altra parte dello sportello chi lavora negli uffici denuncia una situazione di anomalo e inutile sovraffollamento. Un dipendente ci scrive: su 100 clienti in una giornata soltanto 25 avevano un'operazione indifferibile, gli altri sono venuti solo per fare una lista di movimenti del conto corrente oppure aggiornare il libretto di risparmio. Il timore degli operatori è che in questa nuova fase di aperture contingentate o addirittura a giorni alterni gli uffici possano riempirsi. Poste Italiane ancora una volta raccomanda di affidare agli sportelli soltanto le spedizioni urgenti, per tutto il resto le poste sono online. Poi c'è un altro fronte, il fronte dei senza tetto. Allora vediamo la situazione a Treviso, quelli che evidentemente non possono restare a casa perché non ce l'hanno una casa. Vedete, guardate la situazione a Treviso. Giorno e notte l'asilo di Via Pasubio sarà aperto ai senza tetto. L'emergenza coronavirus ha portato l'amministrazione comunale a rivedere tutti i servizi, soprattutto a favore delle fasce più deboli. Ci siamo sentiti anche con i comuni di Castelfranco Veneto, Conegliano, che con noi sono referenti d'ambito per la povertà nei 3 distretti, spiega l'assessore Tessarolo, al fine di garantire i servizi primari sul territorio e soprattutto disincentivare gli spostamenti dell'utenza. Abbiamo esteso dallo scorso fine settimana quella che è l'asilo notturno che noi offriamo dai 20 ai 40 posti in accordo con la prefettura, quindi abbiamo la possibilità in fase del tutto emergenziale di offrire un servizio notturno in più e soprattutto teniamo un servizio aperto anche durante il giorno per consentire a quest'utenza di avere un posto dove poter stare. Anche la Caritas si è mossa nella stessa direzione, non solo, ma continua il servizio mensa a mezzogiorno presso la comunità alloggio comunale in centro storico, servizi garantiti dal gestore Nova Facility. Abbiamo ridotto ed è stato ridotto da parte di Caritas quello che è il servizio mensa, riducendo il volontariato, ma è garantito comunque, quindi non ci sono più i pasti seduti a tavola perché non era possibile garantire le misure di sicurezza, ma non viene meno il servizio. I volontari della comunità di Sant'Egidio intanto stanno lavorando senza sosta per il supporto in strada a chi ancora si trova in situazioni di marginalità. L'appello dell'assessore Tessarolo alla cittadinanza. E invitiamo ovviamente la popolazione a stare in casa e ad uscire solo in caso di stretta necessità. Con l'impegno di tutti siamo certi che riusciremo ad uscire da questa fase. Avete sentito l'appello dell'assessore ai servizi sociali di Treviso, Gloria Tessarolo. Adesso sto cercando di collegarmi, vediamo se è pronto il sindaco di Treviso. Eccolo qua, lo vedo, Mario Conte. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora le volevo chiedere una cosa, da quello che abbiamo saputo nei giorni scorsi, abbiamo anche detto, oggi è partita la sanificazione delle strade, è iniziata, ci può dire qualcosa? Sì, assolutamente. Allora questa mattina alle 4 è cominciata la sanificazione dei siti, quelli individuati nel protocollo d'intesa tra azienda sanitaria, consorzio il bacino Priula e Contarina, che ringrazio tra l'altro sia il consorzio Priula che Contarina, e soprattutto ringrazio quegli operatori che stanno lavorando appunto per andare a sanificare quei siti che sono stati individuati. Dico questo per evitare che poi i cittadini scrivano chiedendo la sanificazione puntuale della via di casa loro. Non funziona così. Abbiamo individuato delle zone che sono maggiormente frequentate anche in questi giorni dove il contagio è in aumento, quindi stazione delle corriere, tutte le zone limitrofe, i supermercati, alle farmacie, ai medici di base, tutte quelle zone che abbiamo continuato a frequentare anche dopo le restrizioni indicate dal decreto ministeriale. Quindi questa mattina abbiamo cominciato, sarà un'operazione che per quanto riguarda il Comune di Treviso ci vedrà impegnati anche nei prossimi giorni, ma ci tengo a sottolineare che le zone da sanificare sono già state tutte individuate e non c'è spazio per richieste singole dei singoli cittadini.
Lei ha fatto un post poco fa, poi facciamo vedere le immagini, non posso farle vedere se no mi scollego da lei, su un festino privato scoperto dalla polizia locale, incredibile, davvero, è successo così. Una vergogna totale, incoscienti che pensano di essere più furbi, invece stanno creando un danno all'intera comunità. Stanno prendendo in giro le persone che stanno facendo sacrifici enormi, rispettando rigorosamente quanto previsto dal decreto, stando in casa. Stanno mancando di rispetto a imprenditori, artigiani, partite IVA, professionisti che hanno messo da parte il loro lavoro per tutelare la salute dei cittadini. Stanno mancando di rispetto alle persone che stanno soffrendo in ospedale e che sono mancate. E la cosa più grave, stanno mancando di rispetto alle centinaia di persone che lavorano all'interno degli ospedali, dai medici agli infermieri, agli operatori sanitari, agli addetti alle mense, alle pulizie, che stanno lavorando turni su turni per garantire anche la loro di salute, e loro fanno festini di condominio che oggi verranno puniti con una denuncia molto severa. Questo io non posso accettarlo, non voglio accettarlo, e avviso anche i cittadini, a quei cittadini che in questi giorni stanno andando nelle macellerie a comprare la carne per le grigliate di condominio, di stare molto attenti, perché i controlli saranno serrati e fioccheranno denunce nel caso in cui verranno scoperti a fare feste di condominio o aggregazione. Mi raccomando, non è uno scherzo, non è un gioco, siamo di fronte a un'emergenza sanitaria che sta vedendo il numero di contagiati in aumento, il numero delle persone in terapia intensiva in aumento e purtroppo anche il numero di decessi. Non c'è niente da festeggiare. Senta, queste persone erano in 15-20, lei scrive, e la scusa era quella di fare un flash mob, allucinante. No, beh, ma io delle scuse che si inventano le più disperate dei cittadini non me ne frega niente. Oggi siamo chiamati tutti a rimanere a casa, ma a casa propria, non a fare la festa di condominio raggruppando tutti i nuclei familiari del condominio in terrazza col DJ, con la musica e anche con le luci da discoteca, coinvolgendo pure i bambini. Un pessimo esempio di educazione anche per i loro figli. Senta, un'altra cosa che le chiedo, in teoria, insomma, in queste ore dovrebbe essere la procedura di distribuzione delle cosiddette mascherine. Cosa ci può dire su questo? Allora, ti ringrazio per la domanda, perché ci tengo a puntualizzare. Allora, siamo ancora in attesa di ricevere le mascherine e anche di capire quante verranno consegnate in questa prima tranche. Dopodiché, ovviamente, ci sono una serie di fasce di cittadini che sono quelle che oggi stanno lavorando, che avranno la precedenza. Nel momento in cui saremo pronti alla distribuzione capillare per tutti i cittadini, adotteremo un protocollo ben definito. Quindi ci tengo a sottolineare che nessuno in questi giorni è autorizzato a fare la consegna delle mascherine a domicilio, quindi non aprite a nessuno, non andate a chiederle nei supermercati o nelle farmacie, perché verranno consegnate attraverso dei punti ben identificati nel territorio dalla Protezione Civile. Voi verrete con la vostra macchina e vi verrà consegnata senza nemmeno scendere dall'autovettura. Chi ha difficoltà di muoversi da casa dovrà contattare la Protezione Civile o la Polizia Locale, e attraverso il servizio della consegna a domicilio dei farmaci consegneremo appunto le mascherine. Nessuno è autorizzato in questi giorni, in queste ore, nel comune di Treviso a consegnare mascherine a domicilio. Non aprite le porte. Quindi sarete voi, insomma, ad avvertire quando sarà il momento, questo è il concetto? Saremo noi attraverso i canali ufficiali, e chiederemo ovviamente aiuto anche a voi di Antena 3 per comunicare le modalità, i tempi e i luoghi per la consegna. Saranno luoghi dislocati nelle varie zone della città, verranno consegnate in contemporanea, ma sottolineo che i cittadini passeranno con l'autovettura, verranno consegnata una o più mascherine al nucleo familiare e basta. Quindi non ci saranno al momento consegne nei supermercati e nelle farmacie. Invito anche i cittadini in questo momento ad attendere indicazioni. Benissimo, grazie, chiarissimo, è molto importante quello che ha detto. Grazie al sindaco Mario Conte, che ci ha fatto un po' lo spettro della situazione, dalla sanificazione all'importanza di restare a casa. Vi prego, insomma, ve lo stiamo dicendo in tutti i modi, e poi anche le mascherine. Grazie al sindaco di Treviso. Grazie, voleva aggiungere qualcos'altro?
mi raccomando, non organizzate grigliate di compagnia nel weekend, non organizzatelo, i controlli saranno serrati. Abbiamo già ricevuto segnalazioni dalle macellerie che la gente ha comprato carne per 15-20 persone. Mi raccomando, cioè qui dobbiamo darci tutti quanti una mano, non facciamo i furbi. Grazie a Mario Conte, grazie e buon lavoro. Casomai ci risentiremo più tardi. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie. Avete sentito? Queste sono le parole del sindaco Mario Conte, importanti anche sulla questione mascherine. Vi faccio vedere adesso, lo recupero, non potevo farlo prima, recupero il video della polizia locale che lui stesso ha postato per farvi vedere di questa operazione della polizia locale, davvero incredibile. Un festino abusivo, eccolo qua, vediamo se lo recupero, fra pochissimo ve lo faccio vedere. Avete sentito anche l'importanza, non fidatevi se, eccolo qui, non fidatevi se qualcuno vi distribuisce le mascherine in questi giorni a domicilio, nessuno le distribuisce a domicilio, ci sono delle procedure che verranno attivate e vi diremo noi quando saranno attivate, lo faranno istituzionalmente, ve lo diremo anche noi. Allora, vediamo se si vede, eccolo qui. Questo è un video della polizia locale. Sentite? Ci sono anche i bambini. Ci sono anche i bambini. Buonasera. Buonasera. Polizia locale. Oh signore. Sì, cosa state combinando? Un po' di musica. Flash mob. Ho capito. Ma sapete che non potete stare vicini tra di voi? Va bene, questo non si vede granché, ma poi ve lo faremo rivedere, è stato postato così dal sindaco di Treviso. Avete sentito, avete visto? Musica, festini con musica e anche bambini, che dire. Sto cercando di capire se siamo a ridosso ormai della conferenza stampa. Ecco, vedo, stanno preparando come al solito la selva di microfoni per il governatore Zaia. Allora restiamo così collegati, ovviamente appena lo vedremo sedersi andremo da lui per avere tutte le novità della giornata di oggi, della mattinata di oggi. Allora, in attesa di questo sentiamo una intervista realizzata poche ore fa da un rappresentante della Croce Rossa, eccolo qua, Eri Facchin della Croce Rossa di Treviso, che lancia un appello per le donazioni e parla di quello che si sta facendo sui vari fronti, da consegna a domicilio a controlli appunto nelle aziende. Per l'uomini della Croce Rossa è iniziata l'emergenza con i controlli delle temperature a Alcanova, insomma. Ecco, lo vediamo dopo allora. Vediamo Zaia e andiamo direttamente da lui. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Passerete alla storia come i pionieri della comunicazione al tempo del coronavirus. Però approfitto per ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo, perché questa è una comunicazione, un'informazione che date di protezione civile, di comunicazione in uno stato di emergenza e che ci permette di parlare direttamente ai cittadini, quindi grazie a tutti voi, un ringraziamento a tutti coloro che sono collegati tramite le dirette televisive e tramite ovviamente i canali social, Facebook, Instagram e quello che è. Sono accompagnato sempre dai due assessori Lanzarin e Bottacin e i dati del giorno sono sicuramente dati che non ci fanno sorridere. Abbiamo 10.124 persone in isolamento e queste sono frutto dei tamponi fatti fino ad ora e delle politiche di isolamento fiduciario che abbiamo attuato rispetto ai contatti. Abbiamo 3.484 persone che sono positive
771 ricoverati, siamo a 80 ricoverati in più rispetto a ieri. Capite che 771 ricoverati, per dare una dimensione ai cittadini, significa un ospedale provinciale. Un ospedale provinciale già dedicato ai nostri ricoverati. L'ospedale provinciale insomma va dai 800 a un migliaio di posti, questo siamo già sugli 800 posti. Terapia intensiva 209 persone in terapia intensiva, sono numeri che sostanzialmente si hanno in tempo di pace, nel senso che a questi sono i numeri di base o poco di più che abbiamo quando abbiamo solo pazienti ordinari. Ecco, questi sono i pazienti coronavirus, oggi stanno già raggiungendo quello che di base dovremmo avere solo con pazienti ordinari. Questo spiega anche le politiche che la Sanità del Veneto ha adottato in tempi non sospetti in maniera prudenziale rispetto alla contrazione di alcune attività di cura e quindi la contrazione dell'attività chirurgica per alcune tipologie di attività chirurgica, mantenendo l'oncologica, vi ricordo, mantenendo i malati gravi e quant'altro, però 209 sono i cittadini in terapia intensiva. Dimessi 200, decessi 115. Allora, questo è un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra perché non avrei mai pensato nella storia di un amministratore che si dovesse ogni giorno leggere il numero dei morti, e capite che 115 morti non sono i morti di una semplice influenza, sono i morti causati da questo virus. Per carità, poi vedo che a livello nazionale c'è anche questa discriminante, no? Morti con, morti da coronavirus. La verità è che questi cittadini, se non si prendevano il coronavirus, non sarebbero in questa lista. Sicuramente molti hanno patologie importanti, ma il coronavirus è stato l'elemento fondamentale per la stragrande maggioranza per perdere la vita. I dati, vi dico che se il governo, ve lo dico già, che se il governo non adotta, io spero lo faccia, non è una minaccia questa, non è una minaccia. Ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza un paio di volte. Se il governo non adotta misure restrittive, mi vedo costretto, per quanto possano stare in piedi, ad adottare ordinanze regionali. Io spero che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi. Abbiamo delle foto di Corso Garibaldi, di via Garibaldi, scusate, di Venezia di questa mattina, sostanzialmente, che sono foto di passeggiate di comunità che non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, del stare attenti al contagio e di avere prudenza per quello che rappresenta l'uscire di casa. Quindi ordinanze rispetto ai passeggi, alle corsette e a quant'altro. Mi spiace, lo dico perché so cosa significhi poter uscire, però è pur vero che l'alternativa sono le terapie intensive, i ricoveri e i contagi. Dall'altro spero che il governo anche si decida di chiudere i negozi la domenica, quei pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia necessario e assolutamente indispensabile andare la domenica a fare la spesa. Guardate, questa non è la volontà di prevaricare e quantomeno limitare la libertà dei cittadini. Io ho una visione molto liberista su tutto, per cui penso che i cittadini debbano essere artefici e attori della propria vita. Però è pur vero che in questo momento viene richiamato l'amministratore a fare delle scelte per la comunità che vanno al di sopra delle singole individualità, delle singole libertà, perché oggi ce n'è una più importante che è quella della libertà alla salute, e la libertà alla salute purtroppo dobbiamo tutelarla anche con modalità restrittive. Avrei voluto darvi migliori notizie rispetto al bollettino, però il bollettino rispecchia il modello matematico, i modelli matematici, li vedevamo anche prima con l'assessore Bottacin e l'assessore Lanzarin. Sono modelli che ci dicono che le terapie intensive stanno per essere ovviamente occupate in maniera importante e che lo saranno sempre di più. Detto questo, il mio appello resta sempre quello di restare a casa, di osservare scrupolosamente ovviamente gli indirizzi che abbiamo dato, che vanno nella direzione appunto della tutela della salute.
Alcune specificazioni che tengo a dare. Tema mascherine. Le mascherine, il signor Franceschi graficamente ci sta consegnando i 2 milioni di mascherine, ovviamente con la gradualità che prevede una consegna così importante di 2 milioni di mascherine. Non escludiamo ve l'ho detto il primo giorno, di comprarne ancora, sempre di queste mascherine. Sono dei dispositivi di protezione individuale, al momento non sono mascherine chirurgiche, si sta cercando di fare anche questa certificazione perché le caratteristiche siamo convinti che ci siano. Se il Ministero della Salute riconoscerà la caratteristica, potranno a quel punto entrare tranquillamente negli ospedali come ausili per gli operatori, però al momento non c'è la certificazione. Mascherine, dopo Bottacin vi darà, e quindi evito di star qui io a spiegare, vi darà una spiegazione di come avverrà la distribuzione. Ringrazio il mondo degli edicolanti che ci hanno dato la disponibilità, la stiamo valutando, e i clinici hanno solo una perplessità: che non si formino code di cittadini davanti alle edicole, che sarebbe positivo perché si comprano i giornali, ma negativo perché comunque si diffonde il virus con più velocità. Devo ringraziare tutti i donatori, sono tanti, e se qualcuno è in animo di farlo, fatelo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo passato i 50 milioni di euro di spese e andiamo avanti. E qualcuno metterà sicuramente in discussione le scelte che abbiamo fatto, però per noi prima viene la salute e la vita dei veneti. E guardate, se aspettiamo certificazioni, se aspettiamo validazioni o se aspettiamo comitati scientifici del caso, finisce che riempiamo gli ospedali, perché noi abbiamo necessità di intervenire, e quando si deve intervenire si comprano respiratori, si comprano ventilatori, si allestiscono terapie intensive, si allestiscono ovviamente terapie semi-intensive, si comprano centinaia di caschi come abbiamo fatto noi, sperando sempre di non doverli utilizzare. Ai piccoli donatori, che sono piccoli solo per l'entità della cifra, ma sono dei grandi donatori perché comunque ci mettono il cuore in questa partita, dico che dedicheremo le donazioni con una contabilità che sarà chiara, tutta dedicata al coronavirus. Ai grandi donatori, a quelli che propongono delle grandi cifre, e ce ne abbiamo, da $500,000 a $1 milione, ho detto, e quello che dico a tutti quelli che magari mi stanno ascoltando, che c'è un'opportunità di comprare postazioni intere di terapia intensiva. Noi ne abbiamo 825, ci piacerebbe dedicare le postazioni e dare questo senso alle donazioni, che un grande donatore possa dire: io sono riuscito a finanziare 5, 6, 10, 20 postazioni. Quanto viene una postazione completa? 66.000 euro viene una postazione completa. Vi dico già che ho un donatore che ne ha comprate 20 ieri, ne ha comprate virtualmente 20, nel senso che se lei ha voluto sostenerne 20 ieri, una famiglia che mi ha versato, o meglio li deve ancora versare, ma insomma la parola in Veneto ha ancora un valore, mi hanno cercato loro e poi decideranno loro quando dare comunicazione di dare €1 milione. Altre realtà che mi hanno dato €500,000, un'altra realtà da €1 milione, e poi altri dei quali daremo comunicazione quando saremo autorizzati. Quindi grazie a tutti. Se volete un motivo in più per donare, possiamo fare anche questa scelta di comprare postazioni di terapia intensiva che noi abbiamo allestito, e quindi possiamo dedicarle anche, diciamo, in maniera proprio evidente, dicendo: questa è del signor Mario Rossi, questa è del signor Mario Verdi. Altra informazione: kit e tamponi. Molti cittadini ci scrivono: perché fate i tamponi visto e considerato che c'è il kit istantaneo? Allora, io non mi sto qui a dilungare e avventurarmi sulle spiegazioni scientifiche, vi dico solo che non è proprio così semplice come si pensa. Il tampone riesce ad individuare, con tutte le difficoltà, perché il tampone significa avere un operatore che ti infila i tamponi almeno in una delle due narici, in gola, li metti in una provetta, vanno in laboratorio, fa l'analisi e tutto, e ti danno il risultato. Ecco, i tamponi riescono a identificarci il soggetto asintomatico ma che è positivo. Il kit, ovvero la puntura sul dito, la goccia di sangue e il test rapido da
10 minuti, un quarto d'ora, ci identifica il positivo che ha già sviluppato anticorpi. Quindi sono due scenari, diciamo, di pazienti diversi. Cioè vuol dire che molti asintomatici che non hanno gli anticorpi, che quindi la malattia non gli ha fatto ancora sviluppare gli anticorpi e che sono positivi, con il test, con il kit non si trovano. Beh, se no sarebbe troppo semplice. Se noi riuscissimo a trovare la positività a prescindere su tutti quelli che sono positivi con un kit, figuratevi se stiamo qui a far tamponi. Lo dico ai tanti cittadini che ci vengono e ci mandano video del kit istantaneo che avrete visto anche voi sui telefonini, su WhatsApp, su internet, sui social, e sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, no? Dice: questi fanno i tamponi quando esiste già il kit cinese. Il kit cinese è un kit anticorpale, come viene definito, e cerca gli anticorpi, ma per avere gli anticorpi bisogna che il virus abbia galoppato alla grande nel tuo corpo e abbia già prodotto una risposta immunitaria. Quindi stiamo parlando di un paziente che è un paziente già o è sintomatico, addirittura ha già i sintomi, oppure è nell'anticamera di essere un paziente sintomatico. Mi fermo qui. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, ricevo quotidianamente categorie che mi dicono: si è dimenticato di noi, mi sono dimenticato degli autisti delle ambulanze, hanno ragione, mi sono dimenticato, ma no, perché a volte li cito, le signore e i signori delle pulizie, ma ricordo tutti quelli che lavorano nel mondo della sanità, i volontari. Insomma, pensate che il ringraziamento va in maniera corale a tutti quelli che stanno lavorando, giornalisti compresi in questo momento, che fanno un'attività diciamo eroica e che vengono alle conferenze stampa. Voi non li potete vedere, sono tutti bardati con la mascherina e rischiano anche del loro, e non hanno fatto i tamponi, da quel che mi risulta, alcuni. E anche un saluto ai giornalisti che sono a casa in isolamento, magari perché sono positivi. So che ci sono delle redazioni che hanno avuto grosse difficoltà. E chiudo, prima di passare alle domande, dicendovi un'informazione di servizio. Io ho circa 1 migliaio di messaggi al giorno su WhatsApp, siccome io ho sempre dato il numero a tutti, e ne abbiamo almeno 300 ogni ora sugli Instagram, e poi altri altrettanti non riusciamo a rispondere a tutti, e in particolar modo io su quelli che mi arrivano sul telefonino non riesco più a rispondere a tutti, e per me è una grave rinuncia a questo, perché ho sempre voluto tenere un buon rapporto con tutti i cittadini, soprattutto perché i cittadini in questi anni mi hanno aiutato a governare meglio con i messaggi, con le indicazioni, con le critiche e con quant'altro. Quindi mi scuso già con i cittadini per dire che se non vedranno risposte sappiano che a malapena sarò riuscito a leggere i messaggi con velocità, perché purtroppo siamo invasi da messaggi in maniera positiva. Non chiedono tutti mascherine, chiedono informazioni, danno suggerimenti, danno molte segnalazioni, grazie ai tanti cittadini che ci segnalano l'azienda che non utilizza le mascherine piuttosto che qualcun altro che si comporta male. E vi devo dire che con molto senso di civiltà e responsabilità i ragazzi veneti, segnatela questa cosa, i ragazzi veneti nei social ci scrivono almeno 8 volte su 10 del fatto che è vergognoso che ci sia gente che non rispetta le regole. Quando si parla sempre dei nostri giovani, no? C'è sempre questa volontà di dipingerli come quelli che sono andati sono i migliori, quelli che sono rimasti qua sono i peggiori, o sono quelli che non hanno avuto visione. I ragazzi che abbiamo qua sono dei fuori classe, ricordatevelo, sono qui che scrivono, fanno la battaglia in trincea, perché sono qui, e ci scrivono e ci segnalano coloro che non rispettano le regole. Un saluto poi a tutti i ragazzi che sono all'estero. So che molti ragazzi veneti, e me lo scrivono, sono tantissimi, li saluto di cuore, chiedono di rientrare. In questo momento a me piacerebbe riuscire a farli rientrare tutti. Mi hanno scritto dal Canada, mi scrivono dagli Stati Uniti, Los Angeles, mi hanno scritto, non vi dico quanti ne abbiamo in giro per il mondo, dalle Canarie, dall'Asia. Tutti vorrebbero rientrare, si ritrovano voli bloccati, frontiere chiuse o quant'altro. Io a tutti dico: se non avete estrema necessità di avventurarvi con percorsi strani o quant'altro, mettetevi, l'ho detto anche ultimamente a dei ragazzi in Scozia e in Gran Bretagna, se riuscite mettetevi in isolamento totale, restate chiusi,
fate scorta di alimentari, scatolame o quant'altro e restate lì, perché avventurarsi in un viaggio in Europa con macchina o con mezzi di fortuna finisce che arrivate già contagiati, perché questa è la verità. Poi questa è anche la dimostrazione però che molti mi scrivono, soprattutto adulti, mi scrivono nella speranza di poter tornare, perché poi noi la nostra sanità l'abbiamo sentita molto denigrata, lasciatemelo dire, però poi tu vedi che quando c'è bisogno sei nei civilissimi Stati Uniti, sei nella fortissima Gran Bretagna, sei nell'emblematica Germania, ma poi alla fine se sai che c'è il rischio di ammalarsi dice meglio che torno in Veneto. Guardate, è stata una cartina di tornasole questa emergenza, alla fine tutti vogliono tornare a curarsi a casa e questo penso che sia il più bel regalo che possiamo fare a tutti i nostri operatori del mondo della sanità. Io non ho altro, invoco ancora il rispetto delle regole, di stare a casa, di non farsi, come si può dire, non facciamoci ammagliare da questo sole, che è un sole cattivo, è un sole che ci tira fuori, è un sole che ci farà punire dal virus. Spero vivamente che, guardate che io sono nato in primavera, per cui sono nato in marzo e quindi è il mio mese, e in primavera, se pensate, noi da bimbi in marzo la roba che ci ricordiamo tutti, che ci mettevamo la prima maglietta con le maniche corte e i pantaloncini corti, adesso stiamo parlando di morti. Io arrivo a odiare questo sole, perché se piovesse e facesse freddo faremmo meno rischiare la vita ai nostri cittadini. Domande? Prego. Scusi Presidente, le ferrovie hanno tagliato dell'80% più o meno i trasporti, c'è una riduzione anche sui mezzi pubblici, la gente però continua ad andare a lavorare e rischia paradossalmente di trovare mezzi molto più pieni di persone, quindi a rischi superiori. Cioè, come tenere assieme queste due esigenze? Non è forse il caso di ridurre anche, di chiedere la riduzione delle attività non strettamente necessarie, come ad esempio certe attività produttive che possono non servire in questo momento? Guardi, due considerazioni. La prima, che noi abbiamo detto a Trenitalia che comunque dove si taglia serva a andare a rimpolpare le corse dove sono più piene, questo lo abbiamo detto. No, guarda, io ho appena visto il tabellone di Venezia, c'è un treno da Venezia in su. Questa è Trenitalia, dopo è pur vero che ho visto i dati, ho visto i transiti purtroppo dei viaggiatori che sono precipitati, cioè nel senso che sono rimasti minimali ovviamente per i lavoratori, e mi spiace perché qualche disagio, qualche lavoratore soprattutto nella fascia notturna lo stanno creando. E io penso, Zennaro, che accadrà che pian piano le aziende, se non le facciamo chiudere noi, chiuderanno da sole, perché comunque c'è il tema dei dispositivi, perché comunque le frontiere sono chiuse, molte aziende, io cito un esempio, Texa, che è un'azienda di Monastier che fa automotive, che avrà 600-700 dipendenti, che è una delle aziende leader internazionali, che è un'azienda innovativa dell'high tech e tutto quello che sappiamo, ha chiuso ancora una settimana fa e altri stanno chiudendo. Immagino che verrà affrontato anche questo tema. Certo che ci sono delle aziende che non debbono chiudere, e questo è bene dirlo ai cittadini, che sono quelle delle filiere strategiche che ci garantiscono il cibo nei supermercati, le medicine, i farmaci in generale, e il biomedicale e la logistica, perché è inutile parlare di mascherine o dei ventilatori, ma se nessuno poi ce li trasporta. Certo è che la chiusura delle frontiere metterà a repentaglio sicuramente l'apertura di molte, quindi immagino che si andrà verso un effetto candela che si spegne pian piano. Altre domande? Sì, Tosato, prego. Presidente, per quanto riguarda la dinamica dei contagi, dei guariti e dei dimessi, vogliamo un po' chiarire, magari anche poi con un focus con l'assessore? Sì, vi lascio con l'assessore, che poi deve darvi anche il dato di uno sportello che abbiamo aperto. Perché molti appunto magari non capiscono la differenza tra guariti, dimessi, positivi in isolamento, e i numeri magari fanno anche paura. Sì, però guardate, i numeri sono da paura. Cioè, adesso il dottor Mantovani ieri sera mi ha mandato la foto del Domenico di Schiavonia. Diffonderemo l'immagine che è plastica, è statica, è un'istantanea di una terapia intensiva allestita. Cioè, è come se
a casa nostra si decidesse che in salotto mettiamo i letti di ospedale. Questo è quello che sta accadendo nei nostri ospedali. Li stiamo riempiendo pian piano di malati di coronavirus. Diffondiamo oggi quella foto e avete un'idea proprio plastica di cosa sta accadendo. Prego. Governatore, grazie innanzitutto per aver riconosciuto l'impegno della stampa. Le chiedo se siamo appunto, essendo in prima linea, annoverati tra la campagna dei tamponi, insomma, visto che lei ha detto non avete fatto il tampone. Sì, ovviamente ci sono delle categorie a rischio, lo stanno facendo con gli ospedalieri e dopodiché si arriverà anche a coloro che garantiscono i servizi essenziali, forze di polizia, persone esposte come le cassiere, i dipendenti dei supermercati, il mondo dei giornali, insomma tutti coloro che sono in prima linea, assolutamente sì. Voglio dire peraltro con le televisioni, e credetemi non è un attacco politico, però mi sento di dirlo, è giusto che il governo si metta una mano nel cuore e pensi a tutto quello che è la stampa locale, le TV, i media locali che hanno assolutamente bisogno di sostegno. Tutti voi state facendo un buon lavoro, dalla TV nazionale, il servizio pubblico o quant'altro, però è indubbio che insomma con la possibilità anche di gestire in maniera migliore i palinsesti a livello locale, dove la proprietà può decidere di fare le dirette H24, dove comunque c'è meno vincolo di programmazione nazionale, è giusto che venga riconosciuto questo grande lavoro di protezione civile e di informazione civica che stanno facendo le TV locali. So che in questo decreto non è passata la misura, spero vivamente che il governo si metta una mano sulla coscienza e lo faccia col prossimo provvedimento. Altre domande? Prego. C'è arrivata una segnalazione da un dipendente del gruppo dell'ospedale di Scamonia che sono senza mascherine, senza protezioni e chiede che gli vengano fornite al più presto. E poi i cittadini continuano a chiedere dettagli su come ottenere le mascherine. Sì. Allora guardate, dipendente da noi facciamo tutte le mattine una videoconferenza con i direttori generali alle 10:30, tutte le mattine. Questa mattina il dottor Scibetta non ci ha parlato di problemi di dispositivi, per cui appena finita la conferenza stampa io esco, lo chiamo e capisco cos'è sta roba del CUP di Schiavonia, perché non lo so. Guardate, insomma, in conferenza stampa c'eravamo tutti e tre e il dottor Scibetta ha detto che i dispositivi ce li ha. Scusa, rispetto alle mascherine, guardate, no panic, niente panico, verranno distribuite in maniera assolutamente razionale. Dopo l'assessore Bottacci vi darà una spiegazione di qual è la rete che stanno tentando di mettere in piedi per distribuire, fermo restando che io spero che poi arrivi anche qualcosa sul mercato, perché noi siamo l'unica regione che si è posta questa idea, anche se qualcuno dice in giro che approfittiamo della filantropia di un privato. La verità è che abbiamo costruito assieme questa operazione ed è un'operazione che abbiamo seguito ora dopo ora entrambi assieme, e quindi ringrazio ancora Franceschi per quello che ha fatto. Presidente, torno sul famoso modello matematico che mi sembra insomma sia un po' una bussola in questi momenti. Alla luce dell'andamento del trend dell'epidemia, i numeri che abbiamo appena sentito, e guardando al picco pronosticato previsto intorno al 15 aprile, i modelli dicono che siamo nell'ambito di una tenuta. No, guardate, i modelli ci dicono che se i veneti non si mettono in testa di stare a casa, una tenuta ospedaliera, se i veneti non si mettono in testa di stare a casa, di darci una mano, di evitare le passeggiate e altre robe del genere, noi per fine mese abbiamo il grave, grosso, enorme rischio di andare in overbooking con le terapie intensive. Quindi ognuno si inquieti per la misura che decide di inquietarsi. Posso cominciare con le domande via WhatsApp? Cominciare in rigoroso ordine di arrivo, anche se alcune leggo però i colleghi non me ne vogliono. Il collega Dalmas e la collega Pellerina si riferiscono al documento degli anestesisti, sul quale si dice che bisogna privilegiare l'attesa di vita rispetto, allora si arrivasse al crack, come che lei ha appena paventato, si arrivasse a privilegiare nella cura chi ha
un'attesa di vita maggiore rispetto a chi ha un'attesa di vita minore. Quasi tutti i giornali oggi ne riportano. Ma guardate, allora la comunità scientifica fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. Il nostro mestiere è quello di non arrivare mai all'overbooking, no? E quindi che ci sia sempre l'ultimo letto disponibile per l'ultimo paziente disponibile, a prescindere dal censo, dall'età, dal credo religioso, dal colore della pelle, dalle scelte sentimentali. E finché ci sono io in Veneto si ragiona così, se no non starei qui a rompermi le palle tutti i giorni per i veneti, e lo faccio volentieri. Bon, detto questo, penso che quello è un documento interno degli anestesisti. Io mi ricordo che quando si studiava patologia e studi le malattie, hai il range, no? Parti da malattia a impatto zero e poi arrivi alla fine della spiegazione di quella malattia e arrivi anche agli estremi. Però stiamo sempre parlando degli stress test totali, e quindi stiamo parlando di scenari che io non voglio neanche mettere in conto in questa situazione, perché se no non avrebbe senso che ci sbattiamo tutti i giorni per comprare respiratori, per comprare mascherine, per comprare attrezzature. Poi quello è un documento di natura scientifica. Poi è pur vero che se uno vuole proprio star lì a vedere i documenti, va a vedersi, che so, quelli dei trapianti, e anche lì, cioè, forse qualcuno non lo sa, ma oltre una certa età un trapianto non si può fare, perché comunque ci sono delle linee guida. Una mamma che deve partorire entra in una sala parto e c'è una complicazione, noi sappiamo che c'è il professionista che dovrà decidere, magari capita una volta su 1.000.000, se salvare la vita del nascituro o della partoriente. E queste sono le tragedie della vita, ma da qui a dire che il Veneto dà mandato di lasciare a piedi qualcuno, decisamente no. Mi avete mai sentito parlare di fasce di età in tutti questi giorni? Siamo qui proprio per difendere i più deboli, figuratevi se noi possiamo mettere in inventario che si possa applicare o peggio si possa arrivare a una situazione del genere. Finché c'è vita c'è speranza, e la nostra vita ha solo una speranza, è quella di venirne fuori con tutti i veneti da sta vicenda qui. Il collega Florindi di Libero chiede: il Presidente può specificare almeno cosa intende per picco del 15 aprile? Ospedalizzati, contagiati, terapie intensive? Ma significa un picco totale, nel senso che il 15 aprile, che è una data che io vorrei ricordare per altre robe, e spero che ci sia un'inversione della curva, il 15 aprile ci dà un dato che è il dato, diciamo, di picco massimo di stress della sanità del Veneto. Da quel 15 aprile a fine maggio, insomma, lì la turbolenza in volo sarà tale per cui molti dei passeggeri diranno: qua l'aereo va giù, tanto per darvi una suggestione. Ma non andrà giù l'aereo, noi andiamo a atterrare nell'aeroporto che abbiamo previsto come destinazione. Il collega Massanello dell'Aggi pone due domande: una fotografia dei posti letto occupati rimanenti nelle terapie intensive e le tende allestite non sono ancora utilizzate, questo lo posso gestire io. Se non no, le tende le utilizziamo per fare il triage, sono utilizzate per distinguere i percorsi. No, le terapie intensive noi le abbiamo allestite, siamo pronti all'onda d'urto, siamo pronti alla grande onda. Ovvio che se i veneti ci danno una mano, porca miseria, magari arriva un'onda che possiamo affrontare con un surf normale, no? Se invece ci serve un transatlantico, ho l'impressione che qualche difficoltà ce l'avremo di rischiare di andare a insabbiarci. Allora dateci una mano e facciamo in modo, perché poi sembra sempre che il problema sia dell'altrui, no? Che non ti tocca da vicino. A me è capitato persone in questi giorni che mi chiamano piangendo perché hanno il nonno, hanno il fratello. Noi abbiamo ragazzi in terapia intensiva, scrivetele ste robe. Cioè, non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che questa sia una storia per anziani. Abbiamo ragazzi in terapia intensiva, intubati. Abbiamo ragazzi in terapia intensiva intubati. Ditelo alla comunità. I camion a Bergamo li abbiamo visti tutti. Boh, siamo capiti, no? Il collega Galvano dell'ANSA chiede: l'Emilia Romagna ha fatto un'ordinanza sulle corse stabilendo che si possono fare soltanto attorno alla propria abitazione. Il Veneto potrebbe fare altrettanto? Ma guardate,
ve l'ho detto prima, noi se il governo, e auspico che il governo lo faccia, ma ripeto, non è una sfida, ne parlo sempre col ministro Speranza, lo faccia perché è giusto che il tema della norma sia nazionale, perché guardate, noi siamo preoccupati della sfida che avrà il Sud, e la sfida sanitaria del Sud è la nostra sfida. Non si pensi che qui l'emergenza finisce quando arriva l'ultimo paziente, perché se c'è qualche altra regione o comunità in giro per l'Italia che ha casini, vuol dire che da noi l'emergenza non è finita. Allora io penso che sia fondamentale che ci sia una norma per tutti. Comunque se non ci sarà noi la adottiamo. Attenzione, ieri vi ho detto è una norma che noi non possiamo adottare. Perché oggi parlo invece in maniera sembra quasi contraddittoria? Perché ieri c'è stata una novità, ieri pomeriggio. Il TAR della Campania si è espresso su una ordinanza sui passeggi del collega De Luca, si è espressa non nel merito, quindi ancora non sappiamo se avrà ragione o no De Luca, si è espressa contro la sospensiva, cioè vuol dire che la controparte ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordinanza. Avendo il TAR della Campania detto l'ordinanza resta in piedi, poi vedremo se De Luca aveva ragione o no, più avanti, vuol dire che ha efficacia giuridica, e quindi dà ragione a me quando ieri vi ho detto guardate che non è vero che noi possiamo fare l'ordinanza e la bisogna. Con quella sentenza di ieri possiamo avere un pertugio aperto per fare un'ordinanza. Per questo è uscito anche Bonaccini ieri, immagino, che il collega Bonaccini, e per questo vi sto dicendo queste cose. Collega Basso, TVA, che tempo dare al governo appunto per intervenire con una nuova DPCM? No, guardate, non è una sfida, sabato e domenica arrivano fra 2 giorni, quindi se non si chiude questa partita tra oggi e domani noi bisogna che prendiamo in mano e firmo un'ordinanza. Domani? Cioè, guardate, domani che giorno è? Venerdì, domani? Sabato e domenica se va in giro. E io auspico che il governo chiuda anche i negozi la domenica. Io sarei per chiuderli dal sabato pomeriggio, stile tedesco, però non importa, andiamo avanti, che almeno la domenica sia tutto chiuso. C'è una domanda del collega Rigetto di Caffè TV24 un po' complicata, la leggo perché anch'io ho qualche difficoltà. Considerato che da un paio di giorni l'INAIL ha emesso una circolare per cui tutti i dipendenti che hanno un tampone positivo sono sotto tutela INAIL, nel caso in cui le residenze per anziani si trovino a dover adottare i dispositivi di protezione individuale forniti dalla Regione, come ci dobbiamo comportare, visto che non riescono a filtrare il virus o non sono ancora certificati? Lo SPISA come si comporta a riguardo in caso di controlli? Queste domande mi arrivano dalle case di riposo. Le residenze non rischiano azioni di rivalsa da parte dei dipendenti adottando queste nuove mascherine? Ma guardi, capiamoci, se noi avessimo un magazzino con 1 miliardo di mascherine, non staremmo qua a parlare di mascherine. Allora, delle due l'una, o abbiamo capito che nel mondo non ci sono mascherine, o lo abbiamo capito e mancano anche i camici, mancano i dispositivi per mandare i nostri operatori nelle terapie intensive dove il virus c'è veramente. Allora, o si capisce questo, quindi stiamo letteralmente grattando nel fondo del barile per trovare il materiale che riusciamo a portarci a casa, perché essendo una pandemia mondiale tutti lo vogliono e la produzione è rattarata su 4 miserie che oggi non bastano più. Allora in questo caso bisogna che facciamo tutti squadra e famiglia. Se vogliamo trasformare questa vicenda in una grande vicenda giudiziaria post, ne dovrò prendere atto, andremo tutti a difenderci e a dire guardate, siamo qua, fate quello che volete di noi, cioè io faccio il mio dovere, i miei colleghi fanno il loro dovere, il mondo della sanità fa il proprio dovere, siamo tutti preoccupati della condizione delle case di riposo, vorrà dire che correremo ancora di più, però io altro non so dire, se poi è un fatto burocratico di ricorso o di quant'altro, guardate, io non so cosa farci. L'ultima domanda, ritengo, se ne arrivano altre nel frattempo, un problema in effetti che c'è. Essendo giovedì, molte anziane vanno in tabaccheria a giocare all'otto. Ma esiste ancora all'otto? Se trovessi qualche numero buono da consigliare. Cioè, come si può tenere a casa queste persone anziane che giocano? Guardate, io vi informo che sto facendo fare uno spot con le terapie intensive con i pazienti. Chissà che, come accade per le scatole di sigarette, dove ci sono i polmoni
di uno che è morto magari di cancro al polmone, o dove c'è una tracheotomia, o dove ci sono altre evidenze, diciamo, di parti anatomiche devastate dal fumo, chissà che magari vedendo anche questi spot qualche evento pensi che una partita al lotto una settimana la possa saltare, insomma. Io pensavo che esistesse anche più il lotto. Presidente, mi permetto di chiudere io su una cosa. Chi vuole chi chiede dati su quanti medici vi sono entrati, oggi cerchiamo di darvi, abbiate pazienza, e non è che stiamo lavorando anche su altre cose. Per quanti dalla terapia intensiva passano alla subintensiva, stiamo cercando di lavorare per voi. Grazie. Prego, ultima domanda e poi vado, vi lascio gli assessori. Qualche cittadino ha espresso un po' di preoccupazione nei confronti di medici che stanno arrivando, i infermieri dicono ma non è che siamo in mani poco sicure. Ma quali medici che stanno arrivando? I rientri, eccetera, cerchiamo un attimo di tranquillizzarli. Di tranquillizzarli? Cioè, mi sembra quello nel deserto che aspetta l'acqua e dice boh, sei inquinata, come c'è sta acqua? Cioè, stiamo parlando di professionisti che hanno una laurea in medicina e chirurgia, se sono pensionati addirittura hanno una carriera, un corso sonoro perché sono usciti vivi da 40 anni di sanità, sono assolutamente professionisti, e quelli giovani sono quelli appena formati. Cioè, trovo anche strano che si metta in dubbio la professionalità dei medici. Se ci sono dei cittadini che hanno anche questi dubbi è grave, molto grave. E guardate che siamo in un sistema nel quale oggi noi siamo in guerra, e in guerra bambole noi non ne pettiniamo, non abbiamo tempo di pettinare le bambole. Grazie. Grazie governatore. Vi lascio gli assessori. Grazie. Allora, io volevo intanto annunciare, voi sapete che in Regione Veneto dal 2012 c'è il servizio Inoltre, che era partito nel 2012 con le crisi aziendali, suicidi delle attività produttive. Poi nel corso del tempo ha servito anche per il discorso legato al crack finanziario delle banche. Oggi è attivo anche per l'emergenza sanitaria, e quindi abbiamo attivato con tutto il servizio Inoltre, quindi con i psicologi di emergenza e quant'altro, proprio di supporto a chi è a casa, a chi è un po', diciamo così, preso dall'angoscia, dalla paura, ma anche pensiamo al problema dei lutti, perché è chiaro che questa pandemia è terribile rispetto al fatto che sappiamo che i tuoi cari alla fine, poi quando c'è un decesso, è un decesso che negli ultimi tempi non ha neanche avuto nessun contatto con i propri familiari, e in molti casi voi sapete che anche dopo, insomma, i familiari possono essere in isolamento fiduciario, quindi insomma si tratta di situazioni molto particolari, molto delicate, e situazioni che sicuramente mettono in discussione anche gli equilibri delle persone, e quindi il servizio Inoltre si attiva anche di supporto a questo, quindi con il numero verde H24 7 giorni su 7, e con anche la formazione, stanno formando appunto dei psicologi proprio legati a questa emergenza, quindi a un'emergenza sanitaria vera e propria. Il numero è, poi vi diamo anche il comunicato, credo, comunque il numero è 800 33 43 43. Dopo aver dato comunicato. Sui numeri cerchiamo di fare un po', allora mi apro l'ultimo bollettino, no? Allora, il bollettino di questa mattina dice totale casi positivi 3.484, quindi vuol dire che sono i casi positivi riscontrati ad oggi in Regione Veneto, a fronte di 40.000 tamponi, mi sembra, adesso non ho il dato dei tamponi finali, insomma quali sono. Poi cita 10.124 soggetti in isolamento domiciliare. Cosa vuol dire? Che sono i positivi, quindi sono compresi anche i 3.000 su questi, insomma sono i positivi che sono in isolamento domiciliare, e quindi che non hanno sintomi, possono essere gli asintomatici totalmente, oppure anche quelli che hanno una sintomatologia molto leggera, dove i SISP di ogni azienda chiamano 1-2 volte al giorno, per la mattina alla sera, per controllare la temperatura e se ci sono l'insorgere di altri sintomi, e questi sono quelli che devono fare i 14 giorni di isolamento fiduciario a casa.
Poi abbiamo il dato dell'ospedalizzazione, ossia i 771 ricoveri, che sono di cui i 209 in terapia intensiva, quindi sono 771 in totale, 209 nelle terapie intensive. Gli altri sono in malattie infettive, pneumologia, insomma nei reparti che comunque il passaggio prima di arrivare alla subintensiva o alla terapia intensiva, possono essere anche subintensive, cioè il dato scorporato lo trovate solo sulle terapie intensive, i 209 scusatemi, è solo terapia intensiva. 200 sono i dimessi, ossia sono quelli che sono stati dimessi dagli ospedali, quindi sono andati a casa, i 200. Che quindi sono usciti dalle terapie intensive, non abbiamo il dato ma ve lo forniamo, o comunque dalle malattie infettive, e sono andate a casa. E poi ci sono i decessi. Cosa sta succedendo? Che allora questo è un virus che ha anche una durata molto lunga, i 14 giorni, l'incubazione, le malattie infettive, la terapia intensiva, quindi si rimane molto in terapia intensiva, quindi si rimane molto in ospedale. Ci sono dei casi in cui delle persone sono quindi uscite da, diciamo, la parte più critica, hanno bisogno di un accompagnamento, potrebbero anche fare un accompagnamento al domicilio, però in molti casi insomma sono persone anziane eccetera, e quindi si preferisce tenerle all'interno delle strutture. E da qui si stanno quindi attivando anche tutti quegli ospedali di comunità, insomma le strutture intermedie che ci sono, proprio per far passare a queste persone un altro periodo, comunque un ambiente isolato, protetto, con l'assistenza dovuta. Non so se sono stata abbastanza chiara. Diciamo, si può individuare una tendenza di guarigione, cioè a fronte dei contagi, dei ricoveri, abbiamo un ritmo di guarigione ritenuto sufficiente? Questo non te lo so, bisognerebbe fare un po' di proiezioni, eventualmente proviamo Carlo a capire se riusciamo a fare un po' di proiezioni dandovi qualche dato sulle terapie intensive, quelli che escono dalle terapie intensive, gli altri se riusciamo insomma a mettervi insieme qualche dato. Sui dati diceva anche il Presidente non è così semplice perché siamo tutti così impegnati che ogni dato in più e ogni elaborazione in più che noi chiediamo chiaramente è distogliere da altro lavoro, quindi abbiamo qualche difficoltà a fornirvi anche più dati. Mi permetto, Assessore, cioè noi possiamo darvi al massimo quanto prevedevamo ieri e quanto abbiamo raggiunto nella realtà. Già questo consente di dire che siamo, vero Assessore, nella curva, siamo nella previsione, ma è comunque una previsione in cui ogni giorno si cresce. Certo, va bene? C'è la domanda della Giacomo del giornale di Vicenza, dice ma arrivano medici di base, scrivono disperati, siamo esposti al rischio anche noi di diventare veicoli di infezione, tamponi tutti i giorni per i medici di base. Allora noi abbiamo, come diceva il Presidente, ogni giorno abbiamo la videoconferenza con i direttori generali delle USL in cui facciamo il punto della situazione rispetto DPI, attrezzature, tamponi, e ogni azienda, almeno questo ci dicono, hanno un calendario giornaliero in cui fanno un tot dipendenti, un tot medici di base, un tot case di riposo, un tot chiaramente legato a quelli che arrivano con i sintomi e alla cerchia dei contatti più stretti, quindi loro hanno un programmino e ogni giorno cercano di fare insomma in modo di alla fine riuscire a fare il tampone a tutti i medici di base che ci sono in quell'azienda sanitaria. Ecco, l'assessore Bottaccini è a vostra disposizione. Vi ricordo che l'assessore Bottaccini oggi alle 2:30 massimo, un po' più tardi, un po' più tardi, farà un sopralluogo all'ospedale di Valdobbiadene, quello riaperto ex novo. Se volete fare un giro con lui ve lo fa vedere anche dall'interno e quant'altro, quindi vi ho mandato io l'invito a tutti chi vuole, so che dal Max ci va, so che il Perfettino ci va, altri colleghi, se interessa anche a te Massimo siamo a disposizione. Alle 2:30, 3. Finito qui parto per andare a Valdobbiadene. Prego assessore. Mascherine. Allora, mascherine. Intanto ringrazio oltre che Franceschi anche tutti i volontari che si stanno adoperando per essere i più efficaci possibili. Vorrei ricordare una cosa, l'autorizzazione a produrle è arrivata col decreto che è stato pubblicato ieri mattina.
So che tutti i cittadini adesso le vorrebbero subito a casa loro, però bisogna prima produrle e poi distribuirle su quasi 600 comuni che abbiamo in Veneto. I volontari sono già all'opera da ieri sera, si seguirà questa filiera, l'azienda li porta in un deposito della protezione civile a Padova e dopo da lì ci saranno 7 mezzi che andranno nelle 7 province e dalle province poi ci sarà una distribuzione capillare ai sindaci. Ringrazio anche i sindaci, magari non proprio tutti, perché qualcuno sta perdendo tempo a fare polemiche dicendo che non ne sa nulla. Quello che vi ho appena detto io l'ho comunicato per iscritto ieri nel primo pomeriggio a tutti i sindaci, quindi sanno perfettamente cosa sta succedendo, cosa stiamo facendo, sono state indicate anche delle linee guida e consigliate delle priorità nella distribuzione, cercando di garantire una distribuzione il più capillare possibile, non esponendo i volontari a contatti, nel senso che viene lasciato il pacchettino nella buca delle lettere ma non consegnata a mano, onde evitare che ci sia un contatto ripetuto con le persone. E poi c'è anche il tema dei negozi di alimentari, delle farmacie, che possono essere un punto di passaggio per molte persone. Invito tutta la popolazione a non andare a fare la spesa e prendersi 10 pacchetti di questo, perché sennò rimangono senza gli altri. Quindi i sindaci si stanno organizzando su questo fronte con i tempi tecnici necessari. Ci sono 5 milioni di veneti, ieri sera ci hanno consegnato i primi 72.000 pezzi, oggi dovrebbe arrivarne qualche centinaio di migliaia. Dopodiché partirà la distribuzione nelle modalità che vi ho descritto. C'è anche il dubbio su se possono essere utilizzati, se sono di dispositivi di protezione individuale o no, c'è scritto nella mascherina, possono essere utilizzate come dispositivo per andare fuori, per andare a fare la spesa, per recarsi fuori. È una mascherina filtrante che l'azienda sta cercando di ottenere anche la certificazione come chirurgica. Ribadisco e ripeto, l'autorizzazione che noi chiedevamo da tempo è arrivata ieri mattina con un decreto, l'articolo 16,2, è un decreto che è stato pubblicato ieri mattina. La distribuzione che partirà dal deposito di Padova che dicevi, quando prevedi? Domani, No, già oggi, noi giornalmente poi trasferiamo a livello territoriale alle province che poi distribuiscono ai comuni, abbiamo un'organizzazione piramidale. Sì, già partito. Quindi assessore, scusi, per capire bene e sintetizzare, cioè chi se ne troverà nella cassetta della posta, chi potrà recarsi a... Ma guardate, abbiamo una situazione, siamo in piena emergenza, perché c'è anche questo aspetto, no? Poi dicono, ma dovevano dircelo prima, dovevano organizzarsi. Ragazzi, io ho scritto ai sindaci, io ho detto, voi conoscete il vostro territorio, sapete le realtà territoriali, il mondo del volontariato. Se qualcuno vuole dare una mano, ben venga. Come hanno fatto i ragazzi che portano la spesa a casa agli anziani, eccetera, eccetera. Ben venga. I sindaci conoscono il loro territorio e quindi si organizzano nella distribuzione secondo quelle che sono le esigenze del loro territorio. I sindaci, per esempio, sanno se ci sono e quante sono e dove ci sono le persone anziane, i sindaci sanno le fasce di età, ogni comune, vi ricordo, che ha un piano di protezione civile e quindi c'è un'organizzazione dietro che nasce in tempi di pace. Applichiamo questo e poi dopo nel singolo caso specifico non andrei a farne un caso mondiale, perché c'è sempre l'eccezione, ma ripeto, noi stiamo dando un servizio in più gratuitamente a 5 milioni di veneti, arriviamo dappertutto, è un po' come quella dei tamponi, la capacità è quella che ci viene data dal numero di mezzi, di volontari che sono sul campo e dalla capacità produttiva dell'azienda. Quindi possono dire ai cittadini di aspettare un'indicazione o disposizione dai loro sindaci. Se hanno qualsiasi dubbio possono contattare il proprio comune, magari al telefono, evitando di andare a creare assembramenti in municipio. Bene, grazie. Buon lavoro anche a voi, grazie. Grazie a voi. Allora è terminata la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, insieme come sempre, come di consueto in questi giorni, con i due assessori di riferimento, insomma,
per la sanità Manuela Lanzarini e per la protezione civile Giampaolo Bottacin. Ne riparliamo fra pochissimo, facciamo un po' il sunto della situazione, ci sono anche nuovi aggiornamenti, subito dopo pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta. Poco fa abbiamo sentito la conferenza stampa del governatore Luca Zaia e poi anche gli interventi dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e della protezione civile Giampaolo Bottacin, che ora si reca a Valdobbiadene per fare il sopralluogo definitivo finale per l'utilizzo dell'ospedale di Vittorio Veneto, di Valdobbiadene, l'ex Guicciardini. Abbiamo raccontato in questi giorni uno di quegli ospedali dismessi che vengono riattivati per dare supporto, ovviamente non per i malati di coronavirus, ci saranno per questo i Covid hospital, già in parte ci sono, ma per gli altri. Allora, tante cose ha detto il governatore Zaia, però prima di tutto, visto che ha parlato delle restrizioni e vi ribadirò insomma i concetti di quello che ha detto, si era diffusa nelle ultime ore una fake news, e cioè che ci fosse la data ufficiale della riapertura delle scuole. Girava la notizia falsa del 2 maggio, in realtà è una fake news. Il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha detto proprio poco fa, penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile, questo era ormai quasi chiaro, ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole, tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza. Quindi non esiste ad oggi una data di riapertura delle scuole. Molto probabilmente e ormai si andrà verso la proroga dopo il 3 aprile, ma non si sa fino a quando. Questa è la situazione. È chiaro che è una situazione che mette in difficoltà anche chi cerca di programmare i prossimi passi a livello scolastico, ma per adesso non c'è una data di apertura. Se vi dicono il 2 maggio è una fake news, non c'è una data, questo è molto importante. Si prorogherà sicuramente, siamo a ridosso ormai di quelle che il weekend che porterà a le nuove ordinanze del governo, quindi sicuramente si prorogherà, ma non c'è una data effettiva. Vedremo se nei prossimi giorni verrà trovata una data, ma per adesso non c'è. A proposito di ordinanze, avete sentito il monito forte del governatore Zaia, che ha detto: io spero, lo ribadisco, che il governo vieti le passeggiate e quant'altro, anche la chiusura dei negozi alla domenica, evidentemente nei centri commerciali, ma non solo. Nel caso il governo non si muova in queste ore, voleva dire in questo weekend, nelle prossime ore, da qui a domani, insomma, sempre nelle prossime ore, mi muoverò io. Quindi sono in arrivo ordinanze regionali di nuove restrizioni. Ha spiegato Zaia perché ora possiamo farle, c'è un pertugio giuridico aperto dal ricorso al TAR, che ha dato invece però ragione al governatore De Luca in Campania sullo stop alle passeggiate. C'era stata una richiesta di sospensione, ma il TAR ha dato ragione a De Luca, non è entrato nel merito ma ha rigettato la sospensione, quindi c'è anche uno strumento giuridico per poter agire. Sono in arrivo quindi ordinanze di questo tipo. Perché la situazione, lo avete sentito, ricordo i dati, 3.484 contagiati, ma soprattutto il dato delle terapie intensive, 209 pazienti. Se, ha detto Zaia, i veneti o le persone insomma non continueranno a seguire le regole. Abbiamo raccontato con il sindaco Mario Conti di un festino abusivo in casa e c'erano anche dei bimbi. Se le persone continueranno a non seguire le regole, il rischio con i modelli matematici, ha detto Zaia, i modelli matematici ci dicono che a fine mese saremo in overbooking di terapia intensiva. Cosa significa overbooking? Che le terapie intensive saranno piene. Questa è la situazione. Non si è ancora arrivati a questo punto, ma c'è il rischio. Il famoso picco del 15 di aprile, ha detto Zaia, è un picco che testerà lo stress della sanità.
dal 15 di aprile fino all'inizio di maggio, ha detto Zaia, si potrà avere, se la situazione continuerà a essere così grave, la sensazione che crolla, diciamo, la possibilità di assistenza, ma il lavoro è quello di non arrivare a questo punto, e quindi lui, nella metafora, diciamo, di un aereo che cade, ha detto arriveremo all'aeroporto al quale ci siamo prefissati di arrivare, ma tutto dipende, e lo ha detto, l'ha ribadito ancora una volta, dipende dall'atteggiamento delle persone. Basta con passeggiate, basta davvero, e a questo punto arriverà una prova di forza, da quanto si è capito, cioè una ordinanza davvero. I controlli continuano, i controlli ci sono. Altre cose che ha detto, ecco, è importante la questione dei tamponi, ha ribadito che verrà realizzata l'operazione dei tamponi, che verrà fatta ovviamente con priorità, si sta facendo con i medici, gli operatori sanitari, nelle case di cura, insomma in priorità, poi appunto le forze dell'ordine, le categorie a rischio, ci saranno i tamponi a campione con i camper, ma deve ancora, diciamo, partire evidentemente l'operazione, quindi che si sta chiedendo, ancora non c'è una procedura vera e propria per individuare a livello epidemiologico come si sta muovendo il virus. Questione mascherine, lo ha spiegato poco fa l'assessore Bottacin, il regionale Bottacin, lo ha spiegato prima in diretta Skype il sindaco Mario Conte. Stanno arrivando, saranno in distribuzione, le modalità di distribuzione saranno organizzate evidentemente dai sindaci della Protezione Civile, ma dovete aspettare i canali ufficiali. Se qualcuno vi si presenta a casa dandovi i tamponi, le mascherine, non aprite a queste persone, queste mascherine sono gratuite. C'è una distribuzione, ci sarà una distribuzione, tutto verrà organizzato in queste ore. Ecco, un'altra cosa importante che ha invece di cui ha parlato l'assessore Lazzarin è che verrà attivato uno sportello, lo sportello inoltre di sostegno psicologico sulla modalità di quello che veniva adottato per gli imprenditori in crisi durante la grande crisi economica. Ecco, ci sarà questo sportello per dare conforto alle persone, sia sostegno psicologico di chi si trova appunto in isolamento, sia ovviamente per i lutti e gestire i lutti della situazione che si va a creare in questi giorni. Allora, a proposito di ordinanze, adesso cerco di contattare, e ve lo dico subito, il sindaco di Salgareda via Skype, Andrea Favaretto, vediamo se mi risponde. Nel frattempo, a proposito del sostegno psicologico, vediamo come anche i sanitari che stanno combattendo contro il virus negli ospedali stanno dando appunto un sostegno psicologico ai loro colleghi. Allora, io vedo il sindaco, lo saluto, un secondo, faccio vedere un servizio e poi vengo da lei. Tanti di noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo pubblicato sul nostro sito aziendale la possibilità ai reparti, a tutti quelli che ci chiederanno, di una consulenza psicologica in situazione di emergenza. Psicologi dell'intera azienda sanitaria a disposizione 7 giorni su 7 dei colleghi sottoposti alla fatica e allo stress fisico ed emotivo della prima linea nella lotta al virus. La grande angoscia di venire infettati, la grande angoscia e paura di portare il virus a casa alle proprie famiglie e soprattutto la tensione di questo nemico invisibile che crea tanta paura e quindi anche tanta angoscia. Siamo preparati, abbiamo fatto corso di formazione intorno alla psicologia dell'emergenza, c'è un approccio psicoterapico che si chiama EMDR, che è una tecnica che si utilizza nei casi di trauma o nei casi di forte stress. Non certo paragonabile, ma comunque non facile, neppure la prolungata permanenza in casa di questi giorni. Gli adolescenti ostentano sicurezza ma sono preoccupati. Ai bambini, dice lo psicologo, va spiegato tutto dicendo la verità. Gli anziani è il vero problema, perché se gli adolescenti riescono in qualche modo a rapportarsi tramite i social, agli anziani in questo momento sta mancando il canale di socializzazione principale, che per esempio uscire, andare a prendere il pane, il giornale.
dovrebbero cercare di utilizzare più anche loro i social e cercare, come dire, di implementare in altro modo le forme di socializzazione. La convivenza forzata in famiglia può causare tensioni, ma lo specialista invita a guardare la questione da un'altra ottica. Mi preoccupa molto questa cosa, mi preoccupa che ci sono famiglie, caregivers che in questo momento devono occuparsi dei loro figli autistici o disabili e fornire tutta l'assistenza che al momento non possiamo fornire noi perché i centri diurni sono stati chiusi. Allora pensate un po' a loro e forse questo vi aiuterà a ridimensionare la vostra angoscia e la vostra pesantezza. Allora, in collegamento con noi via Skype il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di restrizioni, ha sentito il governatore Zaia poco fa. Lei cosa ha deciso di fare? Beh, le iniziative sono notevoli, capisco, per la cittadinanza. Le abbiamo anche condivise fra noi sindaci ed è quella soprattutto di impedire alle persone di stare a contatto. Questo è un po' dappertutto. Ha fatto molto, non scalpore, perché guardate, io ho fatto un'ordinanza per la chiusura anche delle piste ciclabili, dove non possono transitare ovviamente chi va al lavoro e chi va a fare la spesa per sicurezza stradale ovviamente, ma chi va per motivi ludici deve rimanere a casa, punto. Questa è la faccenda. Ho avuto quasi 20.000 ingressi nel nostro, pubblicando sul nostro sito e su Facebook, e la cittadinanza ha molto gradito questa importante decisione, oltre che a quella dei cimiteri, dei parchi, dei giardini. E in tutti quei luoghi affollati questa mattina, per esempio, ho preso provvedimento anche per la casetta dell'acqua. Capisco che la nostra acqua è sicura, è sicurissima, non è questo, è che come tutti in questo periodo, quando ci trovavano, invece di allontanarsi, rimanevano lì a chiacchierare e soprattutto utilizzavano la pulsantiera in modo non regolare. Ecco, questo è il motivo. Quindi c'erano persone che andavano alla casetta dell'acqua anche in questi giorni? E poi si trovavano lì, rimanevano lì? Sì, perché capisco che per alcuni ovviamente adesso si compreranno una bottiglia d'acqua o berranno quella di rubinetto, non succede niente per 10 giorni, 15 giorni, quello che sarà. Quello che noi sindaci cerchiamo assolutamente di fare è dare una mano a chi veramente sta lavorando tanto, che sono i medici, gli infermieri e tutto il sistema sanitario. Ovviamente la Regione e la Protezione Civile. Quindi il nostro compito è questo, dobbiamo mettere in testa alla gente che queste persone stanno lavorando tantissimo per noi, si ammalano anche e non è giusto che noi, perché siamo a casa un po' di più, implichiamo poi con questi atteggiamenti la diffusione del virus. Senta, ha sentito le parole di Zaia, ha detto se il governo non si muove lo facciamo da noi, insomma, con un'ordinanza regionale, quindi potrebbe essere ancora più armonica nelle decisioni di tutti. È d'accordo? Sì, d'accordo. Guardate, è un'emergenza, è inutile che ci giriamo attorno. Anch'io un mese fa, 20 giorni fa, non l'avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo. Io quello che sto effettivamente, ma lo stiamo facendo tutti noi amministratori, è quello di far capire alla gente che non è uno scherzo, che qui si muore, ci sono bare, ci sono situazioni incredibili. Io immagino soltanto di avere un genitore, un fratello, un amico a cui non posso neanche dare un saluto, cioè è una cosa che deve entrare nella testa delle persone e deve farci riflettere molto. Approfitto di lei perché non è soltanto sindaco ma è anche un veterinario, quindi prendiamo così due piccioni con una fava, diciamo così. Il consiglio a tutti quelli che devono rivolgersi a lei, ma insomma agli altri veterinari. Sì. Beh, io sono stato il primo sindaco dove mi sono lamentato dei proprietari dei nostri animali che vanno a passeggiare per chilometri. Questa è una maleducazione, lo dico subito,
Il nostro animale non ha bisogno di fare chilometri in questo periodo, assolutamente. Se hanno problemi delle deiezioni famose, ok, e le devono anche raccogliere per piacere, perché questo è un comportamento adeguato, possono farlo nel loro giardino tranquillamente, e se hanno animali piccoli rimangono in casa, gli mettono un panno, raccolgono le loro deiezioni e le buttano nei cestini. Quindi non è necessario vedere persone che camminano fuori dalle case con i nostri animali, perché anch'io ho 2 cani, ma stanno a casa, non succede niente, e quindi mi raccomando, questa è è solo un comportamento dell'uomo, punto e basta, del proprietario. Quindi rimanete a casa, perché le difficoltà sono anche per dare anche l'esempio alle altre persone che non si può, perché c'è questa scusa per poter uscire, ecco. Un'altra cosa, se invece c'è un animale ammalato, insomma c'è bisogno del veterinario dal punto di vista medico, cosa si deve fare? Cosa si può fare? Io stesso, come molti colleghi, abbiamo chiuso gli ambulatori, siamo rimasti reperibili in qualsiasi ora del giorno per le urgenze, ovviamente, e quindi o vengono nei nostri ambulatori, oppure se ci sono anziani con difficoltà, ovviamente per animali che hanno bisogno di cure immediate, noi siamo disponibili, tutti i nostri colleghi. Benissimo, grazie allora al sindaco di Sagareda, grazie e buon lavoro, grazie davvero. Avete sentito anche queste importanti per chi ha gli animali. Non è necessario, l'ha detto un veterinario, non lo dico io, lo dice un veterinario, non è necessario farsi 1 chilometro di strada o anche meno, ma comunque per portare a fare il cane a fare i bisogni. Lo può fare nel giardino se avete un giardino, se sono cani piccoli anche in casa ed eventualmente sotto casa. Questo è il concetto, perché ovviamente qualcuno ne sta approfittando. La pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, io ve lo ricordo, 3484 per chi si fosse collegato solo ora con la nostra edizione straordinaria, 3484 i casi positivi in Veneto, un più 100 unità rispetto alle precedenti ore, 115 le vittime e 209 persone in terapia intensiva. È stato molto duro il governatore Zaia nella suo consueto punto stampa, parlando appunto dei modelli matematici che se dovessero continuare in questo modo potrebbero portare davvero a una situazione emergenziale, e quindi questo è molto legato al comportamento delle persone, e anche per questo ha annunciato che se il governo non si muove a breve si muoverà la regione con ordinanze regionali di restrizione, ma nel giro davvero di brevissimo tempo. Allora, fra poco lo avverto la regia, Tony Esposito, prima c'era Italo Morao, c'è anche Alice Montagnier. Fra poco ci collegheremo su Skype con il sindaco di Ponte di Piave, Paolo Aroma, che è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, per parlare di un argomento specifico di cui vi parleremo fra poco. Prima però, come sempre, avete visto in queste settimane la possibilità per tanti fedeli di assistere alle celebrazioni liturgiche sia a Venezia con il patriarca Monsignor Moraglia, sia a Treviso con il vescovo Monsignor Michele Tomasi. Questa mattina avete avuto la possibilità di seguire in diretta su Antena 3 Rete Veneta della messa celebrata dal vescovo Tomasi nella cripta del Duomo di Treviso. Allora vediamo il servizio proprio su questa celebrazione. Stiamo toccando con mano a vari livelli il limite proprio della nostra vita, della nostra esistenza, delle forme, dei modelli della nostra convivenza civile. Ha richiamato il momento attuale il vescovo di Treviso nell'omelia per la celebrazione dedicata a San Giuseppe, simbolo della paternità e patrono dei lavoratori. Una celebrazione che Rete Veneta e Antena 3 hanno trasmesso in diretta nella mattinata di oggi, nell'impegno continuo di condivisione non solo dell'informazione, ma anche per la riflessione e la fede. Un tempo davvero straordinario, dove tutte le nostre sicurezze sono state messe in discussione. Scopriamo quanto sono fragili le sicurezze che solo fino a pochi giorni fa davamo così per scontate, da non essere neanche capaci di concepire la possibilità di un blocco così totale, così repentino.
così tanta sofferenza. Un tempo difficile, dove però possiamo ritrovare nella solidarietà la forza di andare avanti, non cedendo allo sconforto e alla disperazione. Abbiamo bisogno di affidarci ad un'intercessione profondamente umana e forte. San Giuseppe, che dormiente assicura la cura di ciò che ci sta a cuore, ci dà la speranza che si possa continuare ad impegnarsi, anche quando apparentemente le forze stanno per lasciarci, quando la determinazione rischia di cedere. E allora la dedicazione del Vescovo, in particolare a quanti sono in prima linea negli ospedali e nelle terapie intensive. Abbiamo bisogno di affidare la fatica, la forza, il coraggio di tutti coloro che stanno impegnandosi al limite e anche al di là delle proprie possibilità per il bene di ciascuno e di tutti. Abbiamo bisogno di invocare l'intercessione di San Giuseppe, di chi ha vissuto per servire, affinché accompagni chi è a servizio di tutti in questo momento di prova. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Suggestive immagini della cripta del Duomo di Treviso. Andiamo da Paola Roma, buon pomeriggio quasi ormai, buongiorno, buon pomeriggio, dai, facciamo così. Buongiorno e grazie del lavoro di informazione che fate. Grazie, stare in onda così tanto tempo provoca appunto degli scompensi sull'orario, non si capisce mai se mattina, pomeriggio o sera, quindi Grazie per l'informazione puntuale. Grazie, grazie. Allora, Paola Roma è venuta a trovarci diverse volte, adesso la modalità Skype è la migliore, insomma così stiamo a distanza perfetta di sicurezza. E lo sapete, è il sindaco di Ponte di Piave, ma è anche il presidente della conferenza dei sindaci dell'US 2. C'è una direttiva che è arrivata che vi sta un po' creando preoccupazione, è così, sindaco? Può spiegare cosa sta accadendo? Allora ieri la circolare del dottor Borrelli ha bloccato, ha sospeso la possibilità a noi sindaci di poter avere i dati delle persone positive asintomatiche, quali appunto noi portiamo assistenza tramite la consegna dei pasti piuttosto che l'attivazione per quanto riguarda la consegna dei farmaci a domicilio. Pertanto da ieri sera i sindaci non hanno più questi dati, siamo in attesa di capire se arriverà un ulteriore circolare in cui verranno date delle ulteriori disposizioni. Ripeto, fino ad ora, nell'ultimo periodo, i dati venivano dati dall'azienda sanitaria direttamente ai sindaci, i sindaci avevano l'elenco dei propri cittadini e quindi la cosa veniva gestita in questa modalità. Siamo in attesa di sapere questo tipo di modalità operativa che quindi verrà successivamente ad essere attivata, però per correttezza da ieri sera lo abbiamo anche comunicato come conferenza dei sindaci, non abbiamo più i dati rispetto alle positività. Ecco, Borrelli, che è il capo della Protezione Civile, ha motivato la decisione per questione di tutela della privacy, è così? Sì, sicuramente, però dobbiamo anche pensare che noi sindaci siamo il primo interfaccia con i cittadini che hanno delle necessità particolari e quindi nella modalità operativa attuata con la nostra azienda sanitaria era tenuto solamente l'elenco di queste persone positive direttamente alle mail personali dei sindaci e quindi era già stata avviata questo tipo di intervento e quindi era già stato individuato la modalità più idonea nel rispetto della privacy attuata con l'azienda sanitaria, che ringrazio perché stanno facendo davvero un grandissimo lavoro. Ecco, cosa comporta per voi sindaci non avere questo elenco? Che chiaramente dobbiamo avere un po' il polso della situazione rispetto alle necessità, dobbiamo essere più vicini ai nostri cittadini nel senso di aiutarli nelle persone che non possono spostarsi, hanno necessità di avere la spesa a domicilio piuttosto che i farmaci, quindi i nostri servizi sociali sono costantemente a disposizione proprio per questi interventi. Poi se possibile Nicola farei anche un intervento rispetto al decreto legge di ieri che all'articolo 47 e 48 nelle misure compensative di sostegno domiciliare a favore delle persone con disabilità
viene ora data la possibilità di attivare dei progetti di assistenza a domicilio per le persone con disabilità che frequentano strutture come i CEOD, che dicevamo quando già la scorsa settimana erano state chiuse, e quindi i servizi dell'azienda sanitaria si stanno attivando per formulare dei progetti per i soggetti richiedenti, e quindi già anche dai prossimi giorni potremo darvi anche una contenza su questo. E quindi il messaggio che come conferenza di sindaci vogliamo portare a tutti quanti, appunto, queste persone che frequentavano i CEOD, è che ci stiamo attivando con l'azienda sanitaria, e quindi di avere pazienza, perché grazie a questo decreto legge ci dà la possibilità di attivare questo tipo di progettualità. In più, una cosa che riguarda magari anche le strutture residenziali e semi-residenziali extraospedaliere per minori, che l'assessore Lazzarin ha dato appunto i chiarimenti, tra i punti precisi, cioè la sospensione del rientro dei minori in famiglia rispetto a quelle che erano le strutture appunto accreditate, vengono sospese le visite temporaneamente proprio nelle misure di contenimento, e poi sospese le visite, quelle protette, anche con soggetti, con minori che hanno decreti dell'autorità giudiziaria, quindi anche questa parte. Per quanto riguarda le attività anche distrettuali, già l'azienda sanitaria lo ha comunicato, per alcuni distretti rispetto ai punti prelievi viene accentrato, e quindi questa parte importante è stata data comunicazione non solo attraverso i comuni ma anche attraverso l'azienda sanitaria. A livello di sindaco invece, come sindaco del suo territorio, insomma, ha visto diverse ordinanze un po' dei sindaci autonome, un po' per limitare le passeggiate. Oggi il governatore Zaia è tornato sulla questione dicendo o il governo si dà una mossa o lo facciamo noi. La situazione nel suo territorio com'è? Guardi, la situazione è controllata, ma chiaramente se ci diamo una mano tutti quanti nel rimanere a casa, nel rispetto delle altre persone, credo che sia la modalità più di rispetto che possiamo avere e di anche minor egoismo nei confronti delle altre persone. Lo diceva il governatore Zaia, se anche in questo fine settimana le persone non capiscono che dovranno rimanere a casa, chiaramente dovranno poi adeguarsi ad altre misure contenitive. Però l'importante è che anche le ordinanze che sono state fatte è perché le persone devono capire che lo stanno facendo non solo per il bene di se stessi, ma anche per tutta la comunità. Se siamo una comunità, insieme possiamo prevenire. Ultima cosa sul tema mascherine, sono in distribuzione. Prima ci siamo collegati questa mattina con il sindaco Mario Conte, ha detto attenetevi a quelli che saranno i canali, vi diremo un po' come sarà la distribuzione, non fidatevi perché poi in giro gli sciacalli sono già pronti. Esattamente, sotto questo profilo infatti stiamo attendendo da parte dell'assessore Bottacin le disposizioni rispetto a questo. La cosa che ci è stata detta appunto dal presidente Luca Zaia ci arriveranno attraverso la protezione civile a noi sindaci. Abbiamo dato una comunicazione ai nostri cittadini che non appena saremo a disposizione sarà nostra cura farla recapitare poi alla cittadinanza, quindi nei nostri siti istituzionali andremo ad indicare ai cittadini le modalità di consegna, attiveremo chiaramente la protezione civile per poter fare questo tipo di intervento, però appunto chiediamo ai nostri cittadini di tenere il contatto diretto con il nostro sito istituzionale e con i numeri del proprio comune. Benissimo, grazie Paola Roma, allora, grazie davvero per il suo lavoro come lavoro di tutti i sindaci. Quelli che non si vedono, che sono gli operatori dietro, grazie. Grazie, allora darò il suo ringraziamento ai nostri ragazzi qui, benissimo, buon lavoro. Bene, questo Paolo Roma, avete sentito questo elemento questa circolare arrivata dal capo della protezione civile. Sta mettendo un po' in difficoltà i sindaci. Ecco, un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire del governatore Zaia la dico dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, vediamo adesso un servizio sulla Croce Rossa con un esponente della Croce Rossa di Treviso su tanti fronti occupata, e c'è anche un appello alla donazione, guardate. In provincia di Treviso noi abbiamo più di 1000 volontari disponibili e tutti si stanno adoperando sul territorio per essere di supporto alla popolazione con quello che facevamo normalmente, che sono delle attività corredate al SUEM, al 118,
e poi siamo di supporto alla popolazione e ai comuni per la distribuzione delle spese in alcuni casi, per le persone che non si possono muovere da casa, oppure la distribuzione di farmaci tramite Federfarma, che chi non può muoversi può chiamare il numero verde di Federfarma e poi ci attivano e noi facciamo la distribuzione sul territorio. Siete anche impegnati con le aziende? Siamo impegnati con le aziende, prima eravamo impegnati in aeroporto per la misurazione della temperatura per tutti i voli in entrata e ora siamo anche impegnati su alcune aziende per la misurazione della temperatura in modo da cercare di limitare gli accessi a persone che eventualmente abbiano incontrato il virus. Avete ricevuto tante richieste da parte delle aziende? Abbiamo numerose richieste da parte delle aziende di supporto, ci stiamo impegnando al massimo, i nostri volontari si stanno impegnando al massimo, dando la massima disponibilità, certo che non siamo sicuramente sufficienti per coprire tutte le necessità, ma cerchiamo di dare supporto il più possibile. Servirebbero nuovi volontari quindi? Servirebbero nuovi volontari sempre servirebbero volontari anche per il periodo di pace perché c'è molto bisogno di volontariato. Croce Rossa al momento si sta impegnando con tutte le sue forze e tutti i suoi fondi per essere di supporto alla popolazione, però i fondi non sono infiniti e abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno che i nostri imprenditori ci supportino in quello che stiamo facendo. Noi abbiamo delle ripercussioni perché attività che ci portavano delle entrate, che potevano essere delle attività sportive o di trasporti, al momento sono tutte sospese a data da destinarsi e quindi quello che ci poteva dare la possibilità di avere dei fondi da reinvestire sul territorio, perché tutto viene reinvestito e ci dà la possibilità di essere a servizio del cittadino, al momento ci limita molto nelle potenzialità. Ecco, quindi l'appello è quello di donare alla Croce Rossa. L'appello sì, è di cercare di venirci incontro e di sostenerci in questa nostra battaglia, in questo nostro applicarci al lavoro che c'è bisogno di fare. Ringrazio tutti i volontari che si stanno applicando dalla mattina all'alba fino alla sera con profondo senso del dovere e dell'abnegazione a quello che stanno facendo. E non finirò mai di ringraziarli perché sono la nostra fonte e sono indispensabili al nostro territorio. Questa è l'attività della Croce Rossa Italiana a Treviso. Questo era Eri Fachin, il presidente della Croce Rossa di Treviso. Vi ricordo il numero per donare, facciamo vedere gli estremi del conto corrente dell'Iban, eccoli qua. E mentre appunto va in onda vi ricordo che tra le cose che ha detto Zaia oggi, ha parlato anche delle donazioni, ha ringraziato ovviamente i piccoli e grandi donatori, piccoli nel senso materiale di quello che donano, ma sono tutti grandi donatori, ha detto Zaia, però in riferimento ai grandi donatori per diciamo, la sostanza delle donazioni, c'è stato un ulteriore appello di Zaia che ha detto: per chi può dare in questo momento al Veneto donazioni significativi da destinare al contrasto al coronavirus, c'è l'opportunità di comprare postazioni intere di terapia intensiva. Noi ne abbiamo 825, dice, ci piacerebbe dare questo senso alle donazioni. Far dire al contributore sono riuscito a finanziare 5, 6, 20 postazioni. Ogni postazione completa costa 66.000 euro. Vi dico, l'ho detto Zaia prima, l'abbiamo sentito, che ho un donatore che ne ha comprato ieri 20, una famiglia che mi ha promesso 1 milione di euro, un'altra realtà, eccetera, eccetera. Quindi per chi ha maggiori possibilità, c'è la possibilità di comprare direttamente una postazione di terapia intensiva e quindi donarla agli ospedali, perché ce n'è bisogno, sarà quello l'elemento fondamentale per testare lo stress sanitario al 15 di aprile al picco, la presenza di postazioni di terapie intensive. Allora, a proposito di ospedali, so che dovremo collegarci fra pochissimo con Lucio Zanato a Valdobbiadene, perché è tornato
lui che ce l'aveva mostrato in anteprima, mentre veniva sanificato, veniva attrezzato dai volontari degli alpini, l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, adesso ce lo farà vedere praticamente quasi pronto, peraltro fra poco ci sarà intorno alle 2:30, 2:40 il sopralluogo finale dell'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottaccin per dare l'ok. Quando abbiamo Lucio ditemelo, anche perché fra poco dovremmo anche terminare questa prima parte dell'edizione straordinaria. Nel frattempo spazio ovviamente anche, voglio mandare un'altra cosa perché abbiamo detto tante cose anche terribili, abbiamo fatto vedere quelle immagini all'inizio della nostra diretta da Bergamo, la fila dei camion dell'esercito che portavano le bare, purtroppo le salme dei tanti morti fuori regione per la cremazione. C'è anche il raggio di sole ovviamente da portare avanti, la resilienza da portare avanti. Allora state continuando a mandare i vostri video, i vostri messaggi, le vostre foto di andrà tutto bene. Allora direi di vedere un nuovo servizio di andrà tutto bene, il numero 10 se non sbaglio, che dovrebbe essere pronto, o il numero 9. Li facciamo vedere così, un po' di raggio di sole serve sempre. Anche il 9. Le vostre immagini fanno sempre bene al cuore, continuate a mandarcele, stanno arrivando tantissime, ogni giorno le manderemo in onda almeno 2 o 3 blocchi. Adesso la pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, dicevamo prima, l'operazione, il piano per la sanità regionale evidenziato nei giorni scorsi prevede tanti step, tra questi la riattivazione di ospedali dismessi. Il nostro Lucio Zanato in anteprima ci aveva fatto vedere i lavori di riattivazione, sanificazione, insomma, per riaprire l'ex Guicciardini di Valdobbiadene. Ci siamo ormai, fra poco ci sarà il sopralluogo finale dell'assessore Bottaccin, il nostro Lucio Zanato è già lì. Lucio. Visto che così siamo un po', diciamo così, alla garibaldina, adesso io entro tenendo la telecamera, così teniamo anche la distanza droplet. Allora, eccoci qua, questo è il Guicciardini, guardatelo, adesso io sto arrivando direttamente, qui è tutto dal vivo, ecco qua, ci sono già dei colleghi giornalisti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno signor Sindaco, buongiorno. Allora, siamo in diretta su Antenna 3. Ci fa vedere qualcosa? È possibile? Sì, noi ci possiamo accompagnare dai volontari della protezione civile. Ecco, va bene. Bruno? Bruno, buongiorno. Siamo tornati, siamo in diretta. Bruno Cosato, come sta andando? Bene. Bene, andiamo a vedere un attimo, prima, poi perché siamo in diretta, sul serio. Via. Dai, 2 minuti. Ma a che ora arriva l'assessore Bottaccini? Verso le 14:30. Verso le 14:30. E che cosa gli dirà?
Prima di tutto di fornirci le mascherine. Di fornirci le mascherine, perché siamo senza, non ne abbiamo più. Ecco, e poi? E poi sì, va bene il lavoro che abbiamo fatto. Va bene. Penso aver fatto il mio dovere qui. Ok, ho capito. Sindaco, è un orgoglio e un onore, però mancano le mascherine, insomma. Beh, le mascherine stanno arrivando. Tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni avevano assolutamente le mascherine, ma non solo, dispositivi di protezione individuale per lavorare in sicurezza il più possibile. È stato un lavoro molto difficile e impegnativo, anche proprio per il fatto che mentre lavoravano dovevano cercare di mantenere la distanza dai propri colleghi, i propri compagni e usare tutte le precauzioni. Quello che stiamo facendo noi adesso, perché in mezzo abbiamo la telecamera. Torno da Bruno Cosato. Allora, quanti posti avete recuperato? Dovrebbero essere 157. 157. E qui ricordiamo chi è che verrà? Questo non lo so di preciso. Penso malati dagli altri ospedali che non sono gravi, che non possono, diciamo tra virgolette, inquinare le persone. Ecco, allora, le persone. Noi qui 2 giorni fa c'era tutto fuori che si stava lavorando alla Clemente, adesso invece è tutto quanto a posto, tutto all'interno. Eccolo qua, i guicciardini rigorosamente in diretta, c'è anche la bandiera, giusto per dire che siamo tutti quanti qui. Certo che si fa fatica con la mascherina. Ecco, pensare solo anche a lavorare, far scale, portare su mobili per le scale, perché all'inizio i montacarichi non funzionavano, per portare su letti e portare giù altre cose, quando fai 7 piani sono tanti. Dai che andiamo a vedere come avete fatto questo lavoro, perché facciamo vedere a tutti i telespettatori. Magari un piano solo, ma facciamolo vedere, Dai, sì, coraggio. Ti sento già col fiatone, Lucio, stai attento, No, vai tranquillo. Il fiatone va per tutti perché con la mascherina certo, si fa fatica a respirare. Dai, avanti voi che io vi vengo di spalle, così facciamo come si deve, come se fossimo... Immaginate che qui vengono avanti. Certo, eccoli qua, li faccio vedere tutti, c'è anche l'assessore Razzolini, siamo tutti quanti. Qui il COC è aperto, Loredo? Sì, è aperto il COC a Valdobbiadene per coordinare le operazioni di comunicazione della popolazione e le raccomandazioni a non uscire di casa se non per estrema necessità, per salute o per motivi di lavoro, mantenere le distanze dalle altre persone, lavarsi le mani e usare tutte le precauzioni. Questo è il vero motivo per il quale tutti i comuni si stanno adoperando per comunicare ai cittadini. Devo dire che aver avuto per questi giorni centinaia di volontari all'opera a Valdobbiadene, questo ci ha permesso di lanciare un forte messaggio a tutta la cittadinanza. Diamo una mano anche a questi volontari stando a casa, evitando il più possibile i contatti. Ecco, per questo motivo principalmente abbiamo aperto il COC e per tutti i servizi ai cittadini e alle persone, soprattutto quelle più fragili, grande disponibilità da parte di negozi e attività di Valdobbiadene che supportano il Comune nella consegna a domicilio di quello di cui si ha bisogno. Una grande solidarietà anche qui ai Guicciardini. Questa mattina un'azienda di Valdobbiadene ci ha comunicato che ha donato, e andremo a prendere nel pomeriggio, 200 sedie per l'ospedale Guicciardini. Un'altra azienda di Valdobbiadene ha donato dei materassi. Altre aziende e cantine ci stanno chiamando chiedendo di poter dare un contributo economico. Insomma, questo è il grande cuore dei valdobbiadenesi, ma il grande cuore del Veneto in generale, dei veneti, si vede anche qui a Guicciardini. Andiamo alla Crosata. Allora, dove ci porta adesso? Su, giù? Andiamo sopra perché... Andiamo sopra. È tutto rigorosamente in diretta, perché è giusto far vedere il lavoro. Dirti che abbiamo circa 6 minuti di tempo. Tu levami, dimmi quando finiamo la linea, ma io volevo farvi vedere. Certo, la vediamo. Di questo posto. Certo. Ecco, questo piano chiuso, naturalmente l'avevamo già detto anche l'altra volta. Guardate la pulizia. Ricordiamo, Bruno Cosato, com'è il pavimento solo 5 giorni fa? Nero? Nero, perché da 20 anni non veniva usufruito questo plesso ospedaliero. Ecco, allora guardate adesso com'è lucido, non so se riuscite a vedere, mi vedete il riflesso. Vedete che sono 20 anni che è chiuso perché siamo ancora all'ul sotto.
e adesso ci porta ancora più su. Volevo far vedere anche addirittura sì, la luce, perché dall'altra parte non c'è neanche la luce, dall'altra parte sarebbe il magazzino dove erano depositati tutti i letti, che praticamente è quell'ala là, la vedete? Adesso andiamo su, scusate il fiatone, ma con la mascherina si respira male. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, facciamo vedere intanto il terzo piano, guardate i luci dei pavimenti. Qui hanno ancora un piccolo elettricisti, qualcosa da sistemare. Ma e l'ossigeno? Se l'ossigeno è arrivato. Ah, e le siamo prese? riusciti a portarlo a tutti i 5 piani, 4 piani. Ma avete cambiato anche le prese? Abbiamo cambiato le prese. Dai, andiamo a vedere, perché una delle cose importanti. Ah, tra l'altro, guardate, c'è ancora vietato fumare. Gli estintori. Beh, c'è ancora il divieto, di sicurezza. Lucio, c'è ancora il divieto di fumare. Sì. Beh, certo che c'è ancora il divieto di fumare, ma stiamo scherzando. Eccoci qua. Ecco, guardate. Se si osserva bene, hanno tagliato il muro, hanno messo le nuove prese per le valvole per l'ossigeno. Sì, che sembra poco, ma in realtà è fondamentale. È fondamentale. Sì, andiamo a vedere dentro, vediamo come sono le stanze, sempre con i volontari della protezione civile. Questa è la dimostrazione del volontariato e delle attività. Eccoli qua. Questi... Basta solo mettere lenzuola e i malati si arrivano. Comunque l'importante è essere operativi, giusto? Questa è una stanza da 4. Adesso io volevo appunto farvi vedere. Ecco, pensate che solo una settimana fa qui era un disastro e questi uomini e queste donne hanno preso come se fosse casa loro, anzi meglio di casa loro magari. Senta, ma quanto avete faticato? Tanto. Però non ci siamo mai resi. Sì. Lei è di Valdobbiadene? Sì, da Segusino. Da Segusino, quindi il suo ospedale di fatto. Esatto, il mio ospedale, dove diverse volte sono stato ricoverato e tutto quanto. Quindi è stato, diciamo così, come rimettere in moto un pezzo di cuore di storia? Esatto, proprio. Senta, ma quanti letti ha portato giù da sopra? Che ha perso il conto? Sì, veramente noi eravamo su sopra a fare la pulizia del quarto piano. Del quarto piano? Sì. E questi letti qua, comunque presi dal magazzino, non è che siano leggeri, perché guardate che non si alzano mica questi letti qua, tra l'altro sono anche letti che hanno un valore non da poco, vedete? Sono tutti quanti a norma, che si può alzare e abbassare con motori il paziente, e quindi è tutto quanto assolutamente abile e arruolato, come si diceva dalle nostre parti, giusto? Speriamo. Ecco. Adesso è arrivato che il nostro presidente nazionale, Sebastiano Favaro, sta entrando dentro per tutto quanto. Allora noi facciamo così. Scendiamo così sentiamo anche il presidente nazionale, perché questo è un bel esempio. Tra l'altro il presidente nazionale scendiamo insieme un attimo, perché è giusto, perché gli alpini poi tra l'altro erano pronti anche dalle parti di Bergamo per un altro ospedale, giusto? Esatto, sì, giusto. E qui invece l'hanno proprio attivato. Qui abbiamo attivato, siamo messi in opera e avevamo preso un po' di paura, poi abbiamo voltato sulle maniche e via. Andiamo giù allora a vedere se è arrivato Sebastiano Favaro, che poi mi pare di capire i tempi sono già conclusi. Mancano 2 minuti, Lucio. Io vi vengo dietro. Dimmi. 2 minuti. Eccoci. 3 minuti, sì, guarda, il tempo di vedere il Presidente nazionale, perché tu sai che anche dalle parti di Bergamo gli alpini avevano già cominciato a mettere in piedi un ospedale da campo, che poi invece in questo momento mi pare sia stato bloccato, forse probabilmente per mancanza di mascherine, oppure no, di personale medico, sentivo questa mattina. Qui invece verranno trasportati i non acuti, o comunque tutti quelli che è possibile trasportare qui garantendogli il servizio, e ovviamente ci sarà il personale sanitario. Però rigorosamente in diretta vi facciamo vedere la riapertura di un ospedale storico che, come diceva la responsabile a suo tempo, era veramente un gioiellino. Eccoci qua, eccolo là il Presidente nazionale. Buongiorno Presidente, eccoci qua. Siamo rigorosamente in diretta su Antena 3
Buongiorno Presidente. Buongiorno signori, buongiorno. Ciao. Presidente, l'orgoglio alpino qui e non solo. Direi che non è solo orgoglio, questa è veramente grande capacità e disponibilità nel dare come sempre il meglio, e lo sappiamo dare non solo nei momenti difficili ma soprattutto nei momenti difficili. Io non posso che dire 3 volte grazie a questi nostri volontari della Protezione Civile dell'ANA, perché anche questa volta come sempre sono stati capaci di essere al di sopra di ogni ragionevole possibilità, quindi veramente bravi. Io credo che una risposta così possa essere qualcosa che è un messaggio forte a tutti gli italiani di avere fiducia, di credere che dopo questa emergenza possono venire ancora giorni veramente di felicità, di serenità soprattutto, e una grande capacità poi di reagire. Questa è una caratteristica che hanno gli alpini e che ha anche il popolo italiano e l'Italia. Senta Presidente, ma Lucio, devo chiudere anche a Bergamo se non erro. Siamo già pronti a Bergamo, abbiamo già allertato tutto e credo che domani riprenderemo il tutto. C'è stato un piccolo stop dovuto a qualche piccolo disguido che ogni tanto in situazioni come queste può succedere, ma noi siamo pronti e nel giro di qualche giorno anche lì metteremo a disposizione il nostro ospedale da campo per quella situazione che, lasciatemelo dire, è veramente drammatica. Bergamo e Brescia sono le 2 province che in questo momento stanno soffrendo più di tutte, sia in termini di ricoverati sia purtroppo in termini di andati avanti, come diciamo noi alpini, a cui va anche il nostro pensiero e il nostro ricordo. Grazie Lucio. Grazie Presidente. Grazie Lucio, grazie Presidente. Vi lascio alla visita e restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio Zanato Valdobbiadene. Allora noi ci rivediamo alle 17:30, riprendiamo a raccontarvi gli ultimi aggiornamenti, ci saranno ancora molte altre cose da dire, poi verso i nostri telegiornali e poi ancora dalle 20 alle 21 di nuovo in edizione straordinaria. Appuntamento alle 17:30.